questi dati sui suoi incarichi di governo e sulla sua carriera politica che io le leggo. Sottosegretario alla Difesa. Per favore, può essere pure più forte. Sottosegretario alla Difesa nel terzo governo Moro dal febbraio 66 al giugno 68, ministro Tremelloni, DC. Andreotti in quel governo ministro dell'Industria e Commercio. Ecco, sì. Poi, ma dunque, scusi, è ministro della Difesa? No, non sentiamo Ministro niente. Tremelloni. Più basso, Sì. più basso. Poi sottosegretario alla Difesa. No, non così, ecco così. Sì. Aspetti. Allora. Poi seguendo in ordine cronologico. Quindi la prima risposta qual è? Sì. Poi in ordine cronologico, sottosegretario alla Difesa nel secondo governo Leone, dal giugno del 68 al novembre 68, ministro della Difesa Gui, in quel governo Andreotti, ministro Industria e Commercio. Sì. Poi sottosegretario alla Difesa nel primo governo Rumor, dal dicembre del 68 al luglio del 69, ministro della Difesa Gui, in quel governo Andreotti non riveste incarichi ministeriali. Questo non me lo ricordo. Questo di Andreotti, di Messi. Di lei sì, va bene. Sempre a seguire, sempre sottosegretario alla Difesa nel secondo governo Rumor, dall'agosto del 69 al febbraio del 70, ministro della Difesa, sempre Gui. Andreotti, per quanto mi risulta, in quel governo non aveva incarichi ministeriali. Mi sembra che fosse, sbaglio, ma presidente del gruppo della Democrazia. Esatto, quindi non rivestiva incarichi. Era presidente del gruppo della Democrazia. Poi ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione nel quarto governo Moro, dal novembre del 1974 al gennaio del 1976, compagine governativa nella quale Andreotti era ministro al bilancio e alla programmazione economica. Sì. Ancora sempre ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione nel quinto governo Moro, dal febbraio del 76 all'aprile del 76, Andreotti ministro del bilancio. Sì. Poi ministro dell'interno nel terzo governo Andreotti, dal luglio del 76 al gennaio 78, ministro dell'interno nel quarto governo Andreotti, dal marzo del 78 al gennaio 79, lei si dimette il 10/5/78, esatto. Poi presidente del Consiglio lei, dall'agosto del 79 al marzo del 1980, Sì. presidente del Consiglio dall'aprile dell'80 al settembre dell'80. Esatto. Poi Presidente della Repubblica dal 24 giugno 1985 al 25 maggio 1992. Giorno della liberazione. Poi, se mi conferma questi dati, cioè se Andreotti ha rivestito nel periodo in cui lei è stato Presidente della Repubblica questi incarichi, che abbiamo detto quindi il periodo è giugno 85 maggio 92. Durante la presidenza Cossiga, Andreotti ministro degli esteri nel secondo governo Craxi, agosto 86, marzo 87, ministro degli esteri nel sesto governo Fanfani, marzo 87, aprile 87, sempre ministro degli esteri nel governo Goria, dal luglio 87 al marzo 88, ministro degli esteri nel governo De Mita dall'aprile 88 al maggio 89. Mi conferma questi dati? Sì. E poi Presidente del Consiglio Andreotti dal 27 luglio 1989 al 29/3/1991 e poi ancora Presidente del Consiglio dal 13 aprile 1991 al 24/4/1992 e per gli affari correnti sino al 27/6/92. Sì, l'ultima, sì. Perfetto. Ritornando un attimo indietro, lei mi ha confermato che è stato ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione nel quarto governo Moro,
che va esattamente, secondo i miei dati, dal novembre del 74 al gennaio del 1976, e mi ha anche confermato che in questo governo Andreotti era ministro per il bilancio e la programmazione economica. Lei ricorda se questo governo sottosegretario di Andreotti al ministero era l'onorevole Salvo Lima? Non lo ricordo perché, ma è una cosa possibile, non lo ricordo però. Comunque dagli atti di questo processo risulta che l'onorevole Lima è stato sottosegretario al Ministero del Bilancio e alla programmazione economica in questo periodo. Ora le chiedo se ricorda se in questo periodo, ed esattamente nel dicembre del 1974, accadde che il professor Paolo Silos Labini, che faceva parte di un comitato tecnico-scientifico del Ministero del Bilancio, si dimise dalla sua carica perché riteneva incompatibile restare in questo comitato, tenuto conto che sottosegretario era l'onorevole Lima. E di questo caso si parlò anche sulla stampa, e le faccio a seguito di questa domanda un'altra domanda. Il professore Paolo Silos Labini ha dichiarato in questo dibattimento che cercò di fare intervenire su Andreotti l'onorevole Moro e che questi gli aveva detto che Lima era troppo forte e pericoloso. Allora le chiedo se le risultano queste circostanze. Prima il fatto, pubblico della dimissione di Paolo Silos Labini, e secondo questo fatto più specifico raccontato da Paolo Silos Labini, che vede un intervento di Moro tramite Andreatta. No, non lo ricordo, ma ciò non significa che non sia vero, ecco, soltanto non lo ricordo. Le chiedo ora se le risulta che nell'anno 1965 il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Pafundi, aveva scritto una lettera al presidente della regione siciliana, D'Angelo, con la quale gli aveva chiesto di rimuovere Lima dall'incarico di presidente dell'ente della riforma agraria che deteneva dal 1963. No, guardi, che però io non lo ricordi non è assolutamente rilevante, perché in quell'epoca, cioè nel 1965, ero poco dentro questo genere di cose. Ricordo soltanto sommariamente l'attività della commissione antimafia. Adesso lei mi ricorda che c'era Pafundi, ho letto anche, però il fatto che io dica, ecco, non è che io dico no, dico soltanto non me lo ricordo perché non seguivo molto le cose, detto onestamente, insomma. Lei... Senta, se lei non sente dobbiamo interrompere la trascrizione. Come hanno cambiato le cose? Tolga quello dell'ufficio deve lasciare. Tolga quello dell'ufficio deve lasciare. Ecco qua. Che cosa sta combinando? Vuole ripetere allora? Quindi l'ultima risposta forse dovrebbe ripetere. L'ultima risposta, Sì. senatore. Ecco, no, non lo so, ecco, ma faccio presente che il non lo so non vuol dire non è vero, è che io all'epoca, e neanche che io non ricordo, è che all'epoca non seguivo molto queste cose, insomma. Le cose poi della commissione antimafia le ho guardate solo quelle che mi interessavano direttamente, soprattutto quando fui test. I
commenti li lasci stare. Sì. Lei Non ricordo. No, non è che non ricordo, non so. Ecco, lasci stare la questione, non è vero, può essere vero. Non voglio dire non è vero, dico non so. A lei si chiede soltanto se lei conosce questi fatti oppure non li conosce. Basta. A proposito dell'onorevole Lima, Presidente, lei ha dichiarato nel marzo del 1995 di essere ben al corrente delle ombre pesanti, che si addensavano su uomini e fatti della DC siciliana, che vi era un intreccio tra alcuni ambienti della Democrazia Cristiana e gli ambienti mafiosi e di avere dichiarato in particolare che c'erano pesanti ombre su parte della DC sull'onorevole Lima. Vuole chiarire se conferma di aver detto queste cose e poi se può chiarire quali sono le sue fonti di informazione. Allora, io confermo quello che ha detto. Nel periodo in cui io sono stato il Ministro dell'Interno non ho attinto queste informazioni perché ero primariamente impegnato quasi esclusivamente nell'attività antiterrorismo e in quel periodo la mafia non aveva ancora assunto i caratteri. Nell'ambiente politico che io frequentavo e nello stesso ambiente della Democrazia Cristiana vi erano queste pesanti ombre che avevano una origine antica, che direi avevano un'origine che iniziava dal 1948 e che poi si era portata avanti per tutto il periodo, ma non avevo fonti informative dirette dovute agli uffici che ricoprivo, ma questa era una cosa conosciuta e della quale si parlava all'interno stesso della Democrazia Cristiana, oltre poi che per la conoscenza che avevo degli accertamenti o delle ipotesi formulate dalla Commissione antimafia. Politico della Democrazia Cristiana, che cosa ha appreso lei sull'onorevole Lima? Cercare di evitare che le domande abbiano, perché ambiente o non ambiente sono sempre voci correnti, quindi poi specificherà. Evitiamo le voci correnti, è la domanda stessa. Io non so da chi l'ha preso, quindi me lo dirà il testo. La fonte deve dire se si parla di ambiente. Le voci correnti no. Presidente, ho chiarito che nessuna fonte ufficiale, anche non ufficiale. No, ma nessuna fonte, cioè io non sono in grado, vivendo all'interno di un organismo complesso come la DC, dove la circolazione delle idee era continua, certo pesavano queste voci nei confronti di parte della DC e dell'onorevole Lima. Senatore, le voci non ci interessano, noi siamo in un processo penale e non possiamo tenere conto delle voci. Io non sto tenendo conto delle voci, lei mi ha detto, io sto dicendo un fatto, che all'interno della DC vi era questa sensazione, non voci, un fatto. La sensazione non va neanche. Ma non la sensazione, un fatto. Fatti autori di queste notizie. Autori di queste cose, avendo vissuto 40 anni dentro un partito, io non sono in grado di dirgli allora neanche se l'onorevole Mboro andasse al cinema o meno. Allora, signor Presidente, vediamo se possiamo focalizzare meglio la fonte. Si trattava di uomini del Partito della Democrazia Cristiana, cioè le fonti di queste voci su Lima e sulle ombre. Erano uomini del Partito della Democrazia Cristiana? Sì. Ho capito. Erano uomini della Sicilia, della Democrazia Cristiana siciliana, o erano uomini della Democrazia Cristiana nazionale? Guardi, lei mi pone una domanda che dopo le precisioni del Presidente io trovo difficoltà. In un ambiente nel quale io vivevo intimamente, quale quello della Democrazia Cristiana,
io non sono in grado di dirle se fossero gli uni o se fossero gli altri, verosimilmente erano uomini della DC siciliana e uomini non della DC siciliana. È una grande pratica di collaborazione. Carlo Alberto Della Chiesa venne da me, e me lo ricordo perfettamente, nel mio studio privato e mi accompagnò a casa in macchina e mi disse: mi hanno proposto di fare il prefetto di Palermo, che consiglio lei mi dà? Io gli dissi: lei è un servitore dello Stato, è sempre stato un servitore dello Stato, lei non si può rifiutare di rendere questo servizio allo Stato e quindi io le consiglio di accettare di fare il prefetto di Palermo. Lui mi disse: sì, io accetterò, ma chiederò anche che mi vengano dati dei poteri speciali. Anche io dissi: questo è della sua competenza. Poi non vidi quasi più Della Chiesa. Devo dire che Della Chiesa di queste cose di cui ha fatto riferimento con me non parlò. Lei, negli anni in cui rivestiva incarichi di governo, o comunque faceva parte della compagine governativa, aveva mai sentito... Buonasera, non sentono i difensori, non sentono. Sì. Nel periodo in cui rivestiva incarichi di governo, o comunque faceva parte della compagine governativa, aveva mai sentito parlare di Vito Ciancimino come personaggio contiguo o colluso con la mafia? No, quello che so di Ciancimino l'ho preso poi dai giornali e dalle cronache, non ricordo di averlo neanche mai conosciuto, non ricordo, ma tenga presente che per una persona come me che frequentava i congressi della DC, poi può darsi che l'abbia conosciuto, ma non lo ricordo assolutamente. Io non le ho chiesto se lei l'abbia conosciuto. No, io le ho detto, no, non sapevo neanche io. Fino a quando lei non ha saputo? Da quando poi si è saputo che era stato arrestato, che era inquisito ed altro, insomma. Tenga presente che però, questo perché voglio chiarire, io della situazione siciliana neanche come partito non mi sono mai interessato, che io ho avvicinato soltanto 1 o 2 volte in vita mia Lima, che non avevo confidenza con Lima. Le posso dire un'occasione che ricordo, che quando la DC pensava di candidarmi capolista alle europee per la Sicilia e per la Sardegna, lui si avvicinò a me a Montecitorio e mi disse: pare che ti candideranno o la candideranno, non mi ricordo, lei avrà il nostro appoggio, cioè l'appoggio della DC siciliana, insomma. E non mi ricordo di aver parlato poi con Lima in nessun'altra occasione. Ho capito. Senta, nel periodo in cui lei è stato ministro degli interni, nel terzo e nel quarto governo Andreotti, le risulta che Andreotti fosse, diciamo così, per usare la sua stessa frase, quindi siamo dal 76 sino al 10 maggio del 78, assatanato nella promozione di legislazioni antimafia? No, ma in quel periodo non ci fu nessuna... Mafia? No, ma in quel periodo non ci fu nessuna legislazione antimafia, perché il nostro obiettivo era la lotta contro il terrorismo. Assatanato nella lotta contro il terrorismo, sì. Ma non erano stati pubblicati appena 2 anni prima gli atti della Commissione parlamentare antimafia? Sì, ma se lei scorre vedrà... 76. Se lei scorre vedrà che non vi è nessun provvedimento né del governo né proposto parlamentarmente nella Commissione antimafia, e se scorre vedrà che l'attenzione di tutte le forze politiche del Parlamento era diretta alla lotta contro il terrorismo. Le risulta che alla fine del 79, nei primi mesi dell'88, vi fu una sequenza di omicidi gravissimi in Sicilia? Terranova, Reina, Mattarella, Boris Giuliano, cioè le risulta? Comunque la prima domanda era fino al 78. Sì, no, perché poi lui è stato Presidente del Consiglio successivamente fino al 28 settembre 1980. Beh, che vi siano stati questi omicidi erano persone che tutte conoscevo, tra l'altro. Le chiedo ora di fare un salto temporale
è di andare in un altro periodo storico. È il periodo storico in cui lei è già Presidente della Repubblica. Mi riferisco al periodo in cui si comincia a discutere del decreto Vassalli, chiamiamolo così, decreto legge che poi è del 12 settembre del 1989, non viene convertito, viene ripresentato e che sostanzialmente prevedeva un allungamento dei termini di custodia cautelare. Sì. Ora io le chiederei di siamo quindi nel settembre del 1989, le chiederei di fare uno sforzo di memoria, e cioè se lei ricorda se prima di questa data, settembre 1979, 89, si era per esempio verificato l'attentato a Giovanni Falcone all'Addaura, il 19 giugno del 1989. Certo, se può dire sì, perché poi lo ricordo bene, anche perché ne parlammo con Giovanni Falcone. Ho capito. Se ricorda che sempre in questo periodo si erano verificati altri due casi clamorosi, e cioè il cosiddetto caso Contorno, cioè del rientro in Sicilia di un personaggio, un collaboratore che si chiamava Contorno, e l'arresto dello stesso in Sicilia, e poi quello che venne definito con la sintesi giornalistica il caso del Corvo, cioè lettere anonime che riguardavano anche presunti comportamenti illeciti di Falcone, di De Gennaro ed altri. Certamente si ricorda sì. Se si erano verificati? Quindi erano casi nella sua memoria che avevano avuto una rilevanza nazionale? Casi rilevanti che avevano avuto rilevanza nazionale, del quale io fui interessato e del quale mi occupai. Lei ricorda se... E me ne occupai. Certo. No, mi scusi, mi sono distratto un attimo. Del quale fui interessato e me ne occupai. Sono in grado di riferire su entrambi, ecco. Lei sul caso, chiamiamolo del Corpo, delle lettere anonime, sì, investì il CSM? Dunque, allora, il caso del Corvo è il seguente. Il Presidente della Repubblica viene tenuto informato e ha un apposito ufficio in questo senso, l'Ufficio Affari Interni, di tutto quanto attiene alla sicurezza, all'ordine ed alla sicurezza. All'inizio o quasi della mia presidenza si pose il problema se le autorità giudiziarie competenti potessero, ove lo ritenessero necessario e opportuno, informare il Capo dello Stato, diciamo in deroga al segreto istruttorio. Alcune autorità giudiziarie ritenevano queste, altre non lo ritenevano. Mi ricordo che io chiesi il parere personale dell'allora Presidente della Corte Costituzionale, un vostro eminente collega messinese, Saia, il quale mi disse: non è il caso di sollevare caso davanti alla Corte Costituzionale, ma non vi è dubbio che, essendone poi lei vincolato a sua volta, lei non debba essere informato se le cose penali hanno una rilevanza per la conduzione generale dello Stato. Per quanto riguarda il caso del Corvo, ero al corrente di queste lettere anonime che riguardavano Falcone, Gennaro e che riguardavano, mi sembra, proprio il fatto del ritorno di Contorno. Del fatto di Contorno io fui informato dal capo della polizia, il quale mi disse che non vi era niente di vero. Un pomeriggio l'allora alto commissario antimafia, già sostituto procuratore di Roma, Sicca, contattò il capo dell'ufficio affari interni della Presidenza della Repubblica e mi disse che aveva urgente bisogno di trovarmi, di parlarmi, e che doveva venire alle 3, poi spiegherò perché alle 3. Venne alle 3 e mi disse: che cosa c'è? Io temevo che nella sua attività
avesse trovato fatti sconvolgenti, e lui mi disse: sa, è successo questo, è venuto da me il giudice, poveraccio, quello che poi fu assolto, quello di Pisa, siccome mi era stato indicato, e lui non mi disse la fonte, come possibile autore delle lettere anonime di Pisa, io gli offrì, che è un mio amico, mi disse, io gli offrì una tazza di caffè. Quando lui andò via, presi la tazza di caffè e la trasferì ai servizi di informazione perché ne rilevassero le impronte. E le impronte, mi fece tutto il discorso delle impronte, eccetera. Ma ho detto: ma perché è venuto da me a quest'ora? Sono venuto da lei a quest'ora perché io di questo ho informato subito Giovanni Falcone, e alle 5 Giovanni Falcone sarà sentito dal Consiglio Superiore della Magistratura, renderà note queste cose. Io non volevo che lei le sapesse da membri del Consiglio Superiore della Magistratura e non da me. Senta, lei... Dopodiché, se non è stato investito direttamente il Consiglio Superiore della Magistratura, non c'era necessità che lo informassi io, anche per un altro motivo, perché io sono stato sempre contrario a che il Consiglio Superiore della Magistratura si occupasse di cose di cui si occupava l'autorità giudiziaria. Lei sa se poi Falcone parlò effettivamente di questo prelievo di impronte? Non ho capito. Lei sa se Falcone poi parlò effettivamente di questo prelievo di impronte? No. Quel pomeriggio? Non lo ricordo. Tra l'altro c'è un processo che è stato fatto, Va bene, c'è una sentenza passata in giudicato, non lo dico perché sono stato difensore del dottore Di Pisa, ma lo dico perché non comprendo la rilevanza di questo. Il tribunale vorrebbe capire. Allora, su questo punto, finito Presidente, dalla domanda successiva si capisce la connessione. Io le chiedo se, in ordine a questi casi di cui abbiamo parlato, cioè attentato all'Addaura, caso Contorno, lettere anonime, furono presentate nei primi giorni di agosto una serie di interrogazioni, di interpellanze parlamentari, e se su questo argomento il 2 agosto il Ministro di Grazia e Giustizia Vassalli e il Ministro degli Interni Gava fecero una relazione su quanto era accaduto. Se lei ricorda questo argomento. Lo esclude o non lo ricorda? No, non lo ricordo. Lei ricorda se il 4 agosto Andreotti fu convocato per parlare su questi argomenti dalla Commissione parlamentare antimafia? No. Quando dice no, vuol dire non ricordo. Ah, non ricordo, sì, no, per carità. Le voglio chiedere, sempre siamo agli inizi di quel mese, se lei ricorda che proprio negli ultimi giorni di luglio e nei primi 3 giorni di agosto, contemporaneamente a questi fatti di cui abbiamo parlato, i giornali dedicarono ampio spazio in prima pagina al caso del sequestro di un industriale che si chiamava Dante Belardinelli e che si scoprì era stato sequestrato da persone che si trovavano in stato di libertà perché erano uscite dal carcere per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Se lei ricorda che anche se furono, e in particolare se furono presentate delle interrogazioni, delle mozioni parlamentari dall'onorevole Costa, dall'onorevole Capria su questo argomento. No, guardi, queste cose non sono in grado di ricordarle perché dell'attività parlamentare seguivo soltanto le cose che mi venivano segnalate per la loro attinenza alle mie funzioni, poi non sarei stato in grado di farlo, insomma. Comunque, salvo che non dica diversamente, quando dico no vuol dire che non me lo ricordo. Perché... Mi volevo chiedere, lei nella qualità di Presidente della Repubblica aveva una rassegna stampa, seguiva, voglio dire, sui giornali dell'Accademia?
Allora io le pongo un'altra domanda e le chiedo se lei ha ricordo che sui giornali dell'8 agosto del 1989 vi furono degli articoli anche in prima pagina che riguardavano la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di imputati in un processo di mafia a Torino e di imputati del maxi processo di Palermo, e se in particolare vi fu una polemica, almeno la stampa la rappresentò così, tra il ministro di Grazia e Giustizia e i magistrati che si occupavano del maxi processo a Palermo, e se Vassalli disse in intervista televisiva e interviste alla stampa che era necessario allungare i termini di custodia cautelare. Presidente, mi pare che abbia detto che non ha ricordo di letture di giornali, che abbia risposto. Questo io facevo No, guardi, Non l'ha detto. Questo non l'ha detto il no, senatore. guardi, Risponda alla domanda, se Presidente, questo ricordo, perché rientrava, ricordo che vi fu supposto e anche dal ministro Vassalli il problema dell'allungamento dei termini della custodia cautelare per quello che si era verificato. Di questo ho ricordo preciso, delle notizie di stampa ed altro no. Che questo fu un problema che si pose il ministro Vassalli di fronte a questi casi eclatanti, questo lo ricordo chiaramente, perché rientrava nelle sollecitazioni che io facevo, come risulta anche dal mio epistolario, perché la lotta alla mafia avesse dei caratteri sempre più rigorosi. L'episodio delle pubblicazioni di giornale eccetera sinceramente no. Ricordo questo problema che fu posto perché me ne parlò lo stesso Vassalli. Senta, a proposito di Vassalli, c'è un documento della Difesa, il documento numero 46, che riguarda un verbale della riunione del Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza del 9 agosto del 1989. Presidente, io le leggo un passo per vedere se questo passo, visto che si tratta di un documento, di un ordine dello Stato, non di una fonte giornalistica, ravviva il suo ricordo. Dice: interviene il ministro Vassalli, il quale stigmatizza l'atteggiamento a volte eccessivamente allarmistico della stampa, citando in proposito le notizie comparse in questi giorni che davano per scarcerate 120 persone incriminate nel noto processo di Torino relativo al clan dei Catanesi, in luogo delle 43 effettivamente messe in libertà per decorrenza dei termini. E più avanti il Ministro suggerisce il ricorso alla decretazione d'urgenza per allungare i termini di custodia preventiva. Lei ricorda di questo intervento di Vassalli a notizia? Non ricordo, No, a notizia. Gli atti del Comitato Interministeriale per la Sicurezza non erano portati a conoscenza. Non ha partecipato. No, ma poi e non, voglio e chiarire, non venivano perché portati a conoscenza. No, Era gli Presidente atti, cioè i verbali del. il senatore sta rispondendo. I verbali del Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza, così come neanche i verbali del Consiglio dei Ministri, venivano mai portati a conoscenza del Presidente della Repubblica. Se vi era un caso che dovesse interessare spionaggio o cose del genere, cose importanti, allora mi veniva riferito quel caso, ma io non avevo conoscenza di questi documenti. Comunque la cosa mi sembra molto probabile, perché Vassalli, questo lo ricordo, che questo. Le probabilità non No, che quello è vero, non c'è. Che Vassalli fosse preoccupato di questo fatto, questo è certo. Presidente, lei è stato mai informato del fatto, Sì. del fatto che in data 26 agosto del 1989 il Presidente della Corte di Assise d'Appello del Maxi aveva trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia un elenco di circa 80 imputati del maxi processo che rischiavano di essere scarcerati per decorrenza dei termini di lì a poco, ottobre, novembre. Si tratta di un documento prodotto dalla Difesa
No, 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 del senatore no. Cossiga. no. Lei sa se nel mese di agosto si svolsero soltanto 2 sedute del Consiglio dei Ministri, il 4 e il 30 agosto? No, guardi, io queste Ministero, cose... tenga conto che il senatore Cossiga era Presidente della Repubblica, non presiede il Consiglio dei No, Ministri. guardi, queste cose... No, procuratore Spinato, Posso guardi, fare queste domande? Un po' sì, darsi che le queste conosca per altre cose fonti. non sono in grado di saperle, perché non era mio dovere saperle, poi perché credo che neanche il Presidente del Consiglio dei Ministri sia in grado di ricordare, se non consulta le carte che io non ho e non posso avere, di quando si riuniva il Consiglio dei Ministri. Il giorno il Presidente... No. Lei ricorda se il 27 agosto dell'89 fu assassinato Ludovico Ligato, Presidente delle Ferrovie dello Stato, ex parlamentare della Democrazia Cristiana, e se oppone alla domanda, Presidente, è irrilevante fine del processo. come rilevante? Il Tribunale Signor non Presidente, comprende la pertinenza di questa Signor Presidente, domanda. la pertinenza di queste domande, Prego, cercare ce la di- spieghi e poi mettiamo cercare- la domanda se è pertinente. La rilevanza di queste domande è cercare di ricostruire tramite l'esperienza vissuta dal Presidente Cossiga i fatti che si verificarono poco prima che il governo emanasse il decreto sull'allungamento dei termini costituzionali cautelare. Se lui ha conoscenza di questi eventi, se questi eventi ebbero un'influenza nella promozione di questa legislazione che di lì a poco avvenne, se ci fu un dibattito all'interno della Democrazia Cristiana, se ebbe dialoghi su questo punto con Vassalli, questo mi sembra la rilevanza. Allora, In questi termini la domanda è ammessa. Allora, per quanto riguarda l'uccisione di Ligato, ovviamente la ricordo e ne ero a conoscenza, essendo Ligato un ragazzo per me della Democrazia Cristiana che aveva raggiunto quest'alta carica. Insomma. E per quanto riguarda il resto, io non ero al corrente delle discussioni all'interno della Democrazia Cristiana. Mio partito d'origine, ma con il quale notoriamente i miei rapporti, per usare un eufemismo, non erano eccellenti. Devo dire che, ma questo guardi, è che tutti questi fatti ovviamente mi sembra sono alla base poi dei provvedimenti straordinari che furono assunti dal governo, ma questa è una considerazione, mi sembra ovvio. Le considerazioni non ci interessano. No, io di fronte, non mi ricordo questi casi, io ero uno di quelli che riteneva che bisognasse adottare provvedimenti neanche speciali, eccezionali nei confronti della Sicilia, perché ritenevo che una legislazione speciale fosse pericolosa per la concezione dello Stato di diritto, mentre ritenevo che una legislazione eccezionale che fosse limitata ad alcune fattispecie reate a una parte del territorio non lo fosse. Ma in questa mia ipotesi rimasi assolutamente solo, insomma, come credo di esserlo tuttora. Signor Presidente, lei prima, nel rispondere alle domande della difesa del senatore Andreotti, ha detto che in questo periodo Andreotti era assatanato, ha usato questo aggettivo, e ha immediatamente dopo ricordato il fatto che Andreotti aveva, diciamo, una cultura dei fini che aveva ereditato da De Gasperi e che parlava della riforma della Costituzione nel senso dell'affievolimento del principio di non colpevolezza. Esatto? Sì. È a questo dato che lei aggancia questo atteggiamento assatanato di Andreotti? No, al generale, perché lui era favorevole a tutte le norme restrittive della libertà personale, e direi che in lui era prevalente l'interesse alla punizione rispetto all'interesse all'imputato. Cosa all'imputato della difesa. Il suo atteggiamento era sempre questo. Intanto vorrei fare una domanda. Lei sempre su questo punto
ha detto che quando Andreotti, parlando con lei, accennò a questa eventuale riforma della Costituzione, lei disse che non avrebbe mai avallato provvedimenti di questo genere. Ma per modificare la Costituzione non occorreva un complesso procedimento delle Camere, come avrebbe potuto, diciamo, Andreotti procedere? Lui non si era posto il problema della riforma della Costituzione, come non viene posto il problema della riforma della Costituzione in questi giorni. Lui era convinto, come sono convinti in questi giorni, a cominciare dal ministro Flick, che non sia necessario modificare la Costituzione, che basti una legge ordinaria per dire che una volta che vi è una sentenza vi è l'affievolimento rispetto, per esempio, ai provvedimenti restrittivi della legislazione ordinaria. Ecco perché io gli ho detto che perché di fronte a una legge di riforma della Costituzione, prima di rifiutarmi la firma ci avrei dovuto pensare 300 volte. Io gli dissi che lui rischiava il rifiuto assoluto di firma per violazione di quel nucleo di principi fondamentali della Costituzione, la cui violazione poi non può essere riparata neanche da una sentenza della Corte. Presidente, ma le risulta che Andreotti proprio in quel mese pubblicò degli articoli nei quali parlava proprio di riforma dell'articolo della Costituzione sulla presunzione di colpevolezza? No, quando lui mi parlava di questo, anzitutto perché guardi, l'onorevole Andreotti ha una cultura letteraria, una grande e profonda cultura letteraria. Mi ho trovato sempre difficile parlare con l'onorevole Andreotti di problemi di diritto. Probabilmente poi si era preso in mano la Costituzione e qualcheduno gli aveva spiegato che bisognava modificare la Costituzione, ma quando lui mi parlò di questo, mi parlò di una legislazione ordinaria che da molti giuristi viene anche in questi giorni riconosciuta come legittima. Io no, ma molti giuristi... Senatore, i riferimenti alla situazione attuale non li faccia. Sì. Prego. Lei in quale occasioni ebbe a parlare di questi problemi con Andreotti in quel periodo? Dunque, il Presidente del Consiglio dei Ministri Andreotti non era un Presidente del Consiglio che frequentasse molto il Presidente della Repubblica. È notorio, anzitutto io non ho mai avuto rapporti politici all'interno della Democrazia Cristiana con l'onorevole Andreotti. Non abbiamo mai militato dalla stessa parte, non è una persona con la quale avevo consuetudine di frequentazione. Ripeto che è il Presidente del Consiglio dei Ministri più difficile che io abbia dovuto gestire. Lui veniva da me solo quando era strettamente necessario, non venne tantissime volte, fu con me in contrasto palese ed eclatante molte volte. Io ricordo chiaramente di questo, diciamo, bisticcio, questo lo ricordo perfettamente, questo bisticcio sulla carcerazione. Quindi è questo l'episodio che lei ricorda? No, poi lui, quando avevamo delle riunioni che io convocavo per essere informato, egli teneva un comportamento per il quale coscientemente io lo consideravo assatanato. Scusi, Con lui non potevo trovare sponda per il rispetto dei principi dello Stato di diritto, per la considerazione dell'imputato. Questo è, lo ripeto perché in coscienza io devo dire questo. Nelle nostre conversazioni era inutile invocare i principi dello Stato di diritto con l'onorevole Andreotti. Questo si riferisce al periodo in cui lei era Presidente della Repubblica o al periodo precedente del Prima non avevo, ripeto, io non avevo modo di frequentare il Presidente della Repubblica, e poi quando ero Ministro dell'Interno egli accettò tutto, anche il ripristino del fermo di polizia che io provocai. Ho capito. Ma detto questo episodio che riguarda diciamo così, l'affievolimento, la modifica del principio costituzionale, lei può in modo
specifico e dettagliato riferire in quale altre occasioni, perché lei ha riferito un atteggiamento, io le chiederei se può ancorare, diciamo, a dei fatti specifici, cioè allora, in quali occasioni si verifica? Allora, il decreto relativo il famoso decreto, prima il decreto del ministro Vassalli, che abbiamo così, e poi il decreto, io avrei voluto portare la lettera, ma non sono riuscito a recuperarla né dai miei archivi né la Presidenza della Repubblica ha fatto in tempo a darmela. Tale era il ministro, È sospeso, e poi il decreto non il decreto del 1° marzo 91. Ecco, Quello per il quale io dissi per molto meno si è fatta la Repubblica. in questo secondo caso, In tutti lei ha i detto... casi mi consta personalmente che il ministro Andreotti sosteneva incondizionatamente l'attività del ministro della giustizia e del ministro dell'interno e aveva paura di venire da me, usiamo questo termine, tanto che mi mandò i 2 ministri. Signor Presidente, mi scusi, chiarito che nella prima occasione, diciamo decreto Vassalli, c'è stata una conversazione con Andreotti, se ho ben capito, nella seconda occasione, il decreto del 1991, non c'è stata una conversazione... Ci fu una conversazione telefonica dalla quale lui rimase tanto spaventato, perché io non sono un carattere facile, neanche nei confronti dell'onorevole Andreotti, che mi mandò i messaggeri. Perché mi mandò i messaggeri alle 3 a farmi firmare il decreto. Chi erano i messaggeri? Era il ministro di Grazia e Giustizia. Io li chiamo i messaggeri, ai quali dissi scherzosamente per molto meno è scoppiata la rivoluzione francese. Io metto la mano sopra, faccio finta che questo non sia un decreto legge e facciamo che sia un'ordinanza di necessità extraordinem. Signor Presidente, se non ricordo male, il Tribunale controlla il mio ricordo, lei stamattina, riferendo lo stesso episodio, ha detto che vennero Martelli e Scotti e che lei presumeva che fossero venuti loro invece di Andreotti perché Andreotti non aveva, insomma, il coraggio di presentarsi, eccetera, eccetera. Quindi lei ha detto presumeva, ora lei sta dicendo che c'è stata una telefonata. No, ci fu. Io parlai di questo decreto ad Andreotti e gli feci le mie rimostranze, tanto che poi anche gli scrissi. Quando vennero i 2, io ebbi la sensazione che non fosse venuto Andreotti per non prendersi lo scarico di male parole che altrimenti si sarebbe preso. Come se ne è preso i 2 ministri, che dissi io firmo, ma guardate che io altre volte problemi, cose di questo genere, per cui si fanno i mandati di cattura per decreto legge, pensateci prima perché io non li firmo più. Le ho fatto questa domanda perché l'ex ministro Martelli, deponente in questo dibattimento, su questo argomento ha dichiarato che l'iniziativa di questo decreto legge fu una sua iniziativa e di Scotti e che Andreotti non lo ostacolò. Non lo ostacolò, cioè lui si è assunto insieme a Scotti la paternità dell'iniziativa e che Andreotti... Non conosco il problema della paternità. Certamente io so che il ministro Andreotti li appoggiò perché se loro si sarebbero potuti inventare quello che volevano, ma bastava una piccolissima resistenza a Andreotti che il decreto legge, specie con le mie urla, non sarebbe passato. Parlo di urla, sostituto Scarpinato, parlo di urla, non di obiezioni, parlo di urla. A proposito di Martelli e di Scotti, che erano rispettivamente il Ministro di Grazia e Giustizia e il Ministro degli Interni in quel governo Andreotti, lei sa se entrambi o l'uno o l'altro furono, diciamo, dei motori di iniziative di legislazione in materia antimafia? Se furono, che cosa le risulta? Furono promotori entrambi, perché vi fu una singolare... Innanzitutto erano i 2 ministri competenti, perché
Di solito questi provvedimenti, contrariamente a quel che si crede, trovano origine dal Ministero dell'Interno, che poi li concorda col Ministero di Grazia e Giustizia. Raramente il Ministero di Grazia e Giustizia è organo di promozione di iniziative, anche se riguardanti il codice di procedura penale, salvo che non siano cose tecniche. Lo dico per esperienza personale, come col Ministro dell'Interno e come Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra i due si sviluppò una singolare collaborazione, una perfetta collaborazione, che poi era anche una collaborazione politica e non soltanto di carattere tecnico. Teniamo presente che l'onorevole Scotti aveva eccellenti rapporti col Presidente del Consiglio dei Ministri. Personali. Le risulta che nella elaborazione concettuale, nella predisposizione dei testi, abbia svolto un ruolo il dottore Falcone nel momento in cui si trasferì al Ministero di Grazia e Giustizia, cioè nei primi del marzo del 1991? Dunque, guardi, il Presidente non accetterà questa mia risposta. Mi sembra una cosa ovvia. Se ne risulta. No, non mi risulta, no, ma non mi risulta, cioè non lo so, ma... Lasci stare i commenti. Sì, ma infatti ho premesso che lei non avrebbe accettato la mia risposta, ha indovinato. ma essendo il direttore generale degli affari penali ci mancava altro. Prego. Lei ha detto stamattina, rispondendo delle risposte, ha detto io... Più forte il pubblico ministero, perché Presidente, lo questi so microfoni, però già l'interrogatorio è lungo, se bisogna pure gridare per ore è estenuante. Sì. No, la requisitoria non si fa col microfono. Mi permetterò di fare un'interrogazione al Ministero di Grazia e Giustizia dicendo che ho sperimentato personalmente le difficoltà nelle quali vi trovate. Lei poco fa, leggendo quella lettera che aveva mandato ad Andreotti che riguardava Falcone e il suo eventuale trasferimento al Ministero di Grazia e Giustizia, ha detto che quell'iniziativa era una parte importante delle mie proposte. Ecco, cioè vuole chiarire questo concetto? In che senso? Quali erano le sue proposte in questa materia? Io ho scritto innumerevoli lettere dicendo... E poi vi era una mia collaborazione, nel senso che tenevo contatto con i presidenti, con i capi delle polizie, e ricordo anzi una riunione, perché lei mi chiede le proposte, una riunione con il Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia, il Comandante Generale dei Carabinieri, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Capo della Polizia, nella quale il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri non capì che stavo scherzando, dicendo ancora che era necessaria una legislazione eccezionale, disse che in questa legislazione eccezionale avremmo dovuto organizzare un reparto come lo Special Air Service britannico, in modo tale che la decorrenza dei termini, per esempio Buscetta, costituisse un rischio per Buscetta, che Buscetta, uscendo dal carcere poteva avere il rischio di prendersi da parte di un servizio speciale dello Stato una pallottola in fronte, che lui uscisse pure, ma che si sarebbe risposto al che il comandante generale credeva che io dicessi sul serio, ma non ero molto lontano dalla realtà. Così feci il nome di uno che era uscito e dissi così: questo vuole uscire dal carcere, deve sapere che se esce dal carcere con queste imputazioni per un fatto puramente procedurale rischia di prendersi, mentre cammina per Palermo, una pallottola in fronte.
Lei ha Non detto, è che questa fosse la mia proposta, dico. lei ha detto che scrisse un mare di lettere, cioè a chi le scrisse e in Io che senso? scrivevo lettere oppure formulavo proposte ai ministri competenti, che erano il ministro dell'interno e il ministro di grazia e giustizia, che avevano con me una notevole frequentazione. Insomma. Che tipo di proposte formulò in queste lettere ai ministri? Dunque, io ero fortissimo sostenitore della costituzione di procure contro la mafia gerarchizzate, strettamente gerarchizzate, con un vertice, come era l'idea di Falcone, in cui si restaurasse il principio della unità, impersonalità e gerarchia del pubblico ministero, creando un vertice che io proponevo, ma mi ricordo che il presidente della Corte di Cassazione, il procuratore generale allora e attuale presidente della Cassazione, dice: per cortesia la smetta con quest'idea, mettendo al vertice, per non creare altre cariche, uno degli avvocati generali della Cassazione. Devo dire che la maggior parte di queste idee relative all'assetto della magistratura mi provenivano delle mie quasi settimanali colloqui con Giovanni Falcone, che aveva delle idee ben precise in proposito. Insomma. Ricorda altre proposte sempre in materia di lotta alla mafia? Da parte sua, voglio dire, in Io queste insistevo corrispondenze. moltissimo sulla necessità del coordinamento delle forze di polizia, perché io ho sempre ritenuto che le forze di polizia debbano avere una loro autonomia investigativa, senza le quali, anche contrariamente a quel che appare, non sarebbe stato utile l'opera delle procure. Però naturalmente il problema del coordinamento, le vado per grossi temi, che sono stati sempre i temi di cui io mi sono sempre più occupato. Ma che cos'è che la spingeva a spendere queste iniziative? Voglio dire, lei ha detto negli anni 70... Visione di magistrati, di cose del genere, cose che per la storia che avevo scritto della mafia non erano mai avvenute, cioè perché capì che ci trovavamo di fronte a una situazione di guerra. Prima mi occupavo di terroristi, in quel momento, grazie a Dio, il fenomeno terrorista si era estinto e mi occupavo, ovviamente come era mio dovere, di queste cose. Prendendo la raccolta del giornale di Sicilia, di un giornale della Sicilia, non citiamo il nome, si vede le cose tremende che dicevo ogni volta che venivo a Palermo. Per esempio, scusi? Può fare degli esempi? Dicevo che bisognava fare, la mia idea attuale è che un fenomeno, quello alla mafia, non si riesce a combattere neanche con gli strumenti che abbiamo a disposizione. E quindi? E quindi io ero per le leggi eccezionali, in modo tale che Buscetta, andando in giro per decorrenza dei termini, si prendesse una pallottola in testa. Una pallottola in testa. Sono per i tribunali militari. Io non credo che si riuscirà a sconfiggere la mafia se non con provvedimenti straordinari, che io temo vadano però anche a interferire col potere di autogoverno della Sicilia. Comunque evitiamo di costringere il teste a dare dei giudizi, perché questo è un giudizio. È un giudizio, certo. Presidente, non è un fatto. io non ho chiesto giudizi, ho chiesto dei fatti storici, comportamenti pregressi. Comportamenti progressi, io mi sono sempre dichiarato per la legislazione eccezionale e non per quella speciale, ritenendole insufficienti. Ho avuto su questo un durissimo scontro col ministro dell'interno, che una volta che io dichiarai questo a Palermo mi rispose che bastava la legislazione speciale. Prego. Il ministro dell'interno era il ministro Scotti. Aspetta, scusa. Mi confondo. Lei ricorda se nel 1991 il cancelliere tedesco Kohl disse che l'Italia non sarebbe entrata in Europa se non avesse varato una seria legislazione antimafia, e se di questo caso si parlò sui giornali, ci furono interrogazioni, mozioni parlamentari? Questo io non lo ricordo, ma io ricordo che chiaramente a Palermo, mi sembra,
io dissi che noi ci avremmo dovuto dimenticare l'ingresso in Europa se ci fossimo trascinati dietro questa vergogna della mafia. Dell'intervento di Kohl non ricordo. Pubblico Ministero, sono le 2, quindi i tempi, così decidiamo se interrompere e riprendere nel primo pomeriggio oppure continuare. Per me si può. No, ma anche gli altri. Vecchio senatori. politico, io sono in grado di continuare. Prego. Presidente, ci vuole ancora una mezz'ora, 3/4 d'ora. Una mezz'ora, 3/4 d'ora ancora. 3/4 d'ora, poi ci sono le 9 domande. Ci Dottor aggiorniamo allora, ci aggiorniamo. Ma no, guardi, per quanto mi riguarda. No. Ecco. No, è anche per le esigenze del Tribunale. Senz'altro, perché avendo tenuto i vostri colleghi della Procura di Roma per 12 ore di seguito per E allora, dichiarazioni spontanee. E allora sospendiamo e riprendiamo alle ore 15:30. Ok. Fate accomodare il testo. Il microfono al solito. Pubblico Ministero può procedere. Grazie Presidente. Presidente, avremmo necessità di farle delle domande per datare certi fatti dei quali lei ha parlato stamani nel corso dell'esame condotto dall'avvocato Coppi. Lei ha detto, secondo i miei appunti, mi corregga se non sono esatti, io ritorno dalle vacanze, all'aeroporto mi viene a prendere il capo della polizia Parisi e mi dice che un certo Pellegriti al sostituto procuratore Libero Mancuso ha parlato di Lima e di Andreotti, o di Lima e sullo sfondo Andreotti, non so bene cosa sono state le sue testuali parole, quali mandanti dell'omicidio Mattarella. Lei ricorda in che periodo si collocano queste sue vacanze o questo suo ritorno di vacanze? Guardi, deve essere, se non ricordo male, cerco di guardi, questo avvenne certamente 10 o 15 giorni prima che fosse reso pubblico che Falcone si stava occupando dell'affare. Si stava occupando dell'affaire, diciamo. Quindi deve essere, io penso dell'affaire Pellegriti. Dell'affaire Pellegriti. Quindi sì. In che anno siamo? Guardi, io devo fare per relato. Quando scoppiò il caso Pellegriti, l'anno non me lo ricordo, ricordo questo episodio. È lo stesso anno nel quale era scoppiata la vicenda delle lettere del Corvo? Ma onestamente non mi sembra. Non mi sembra che fosse lo stesso anno, perché la questione del Lo possiamo Corvo... dare per assodato che siamo nell'agosto 89? Penso di sì, perché io ritornavo dalle vacanze. Lei ritornava dalle vacanze? Io ritornavo dalle vacanze, il capo della polizia, preoccupato giustamente, perché essendoci in ballo il Presidente del Consiglio dei Ministri, io dovevo essere informato, e probabilmente ne era stato informato da Falcone, dalla Procura della Repubblica di Bologna, mi disse l'episodio, ci troviamo di fronte a questo fatto e il giudice Falcone, ritenendo la propria competenza, ha preso in mano l'affare, usiamo questo termine. Sì, diciamo che le cose sono andate fisiologicamente in questa maniera. L'8 agosto dell'89 Pellegriti fa queste dichiarazioni al sostituto procuratore Mancuso a Bologna. A Palermo è aperta l'istruttoria formale per l'omicidio Mattarella, quindi il 10 di agosto il giudice istruttore Falcone, perché in quel momento è ancora giudice istruttore, lo va ad interrogare e viene fuori il nome di Lima.
Lei come ricorda il fatto che sullo sfondo si parlasse di Andreotti? Beh, me lo disse perché se si fosse trattato soltanto di Lima il capo della polizia non si sarebbe assolutamente, probabilmente, penso, lui non disse che era inquisito Andreotti, ma probabilmente perché notoriamente Lima era capo della corrente andreottiana e penso che fosse questo lo ricordo che mi parlò. Sì, no, questo lo ricordo. Questo lo ricorda. Queste sono tutte sue deduzioni, queste che ha fatto. Pare che abbia detto che glielo riferisce il capo della polizia. Sì. No. Chiediamoglielo. Sono tutti i suoi ragionamenti. Ecco, sì, forse ha ragione. E allora, Il capo della polizia mi venne a parlare di questo episodio All'aeroporto, lei ha detto. all'aeroporto e mi parlò di Lima e mi parlò di Andreotti perché questo mi parlò così, non dicendomi, mi fece questi due nomi, ma Le fece questi- soltanto di Lima come mandante. Certo. E siamo quindi nell'agosto del 1989. Sì, deve essere, perché io tornavo dalla montagna, deve essere la fine dell'agosto, suppongo. La fine di agosto. Sì. Sempre in Cioè quel... prima che fosse noto che Giovanni Falcone, da giudice istruttore, si stava occupando di questo problema. Prima di questo, quindi lei lo ricorda. Lei poi ha parlato stamattina anche di carte nei cassetti, Sì. di accuse mosse a Giovanni Falcone per le cosiddette carte nei cassetti. Sì. Vuole cortesemente dettagliare meglio questo suo ricordo? Chi mosse queste accuse e che cosa erano queste carte nei cassetti? Questo lo ricordo bene. L'allora sindaco di Palermo, Perché Orlando. neppure stamattina l'ho detto. Orlando, sì. il mio amico Orlando, insieme, ma Presidente, qui mi potrei sbagliare, glielo dico onestamente, alcuni avvocati di Palermo, e se non ricordo male, uno di questi avvocati è un noto avvocato che deve essere anche avvocato nel processo contro l'onorevole Andreotti di Perugia, Galasso, avevano sollevato il problema delle carte nei cassetti, e cioè accusavano chiaramente l'ufficio istruzione, per esso il Giovanni Falcone, di tenere nei cassetti carte, cioè procedimenti, rallentandoli o meno, che potessero far risaltare la collusione tra la mafia e gli ambienti politici. E, ripeto, in relazione a questo fatto, che ebbe grande spazio nella stampa italiana e nell'opinione politica, che io allora presi l'iniziativa di consultare i procuratori generali e di convocare, d'accordo col Consiglio Superiore della Magistratura e soprattutto con la Commissione Antimafia, una riunione tripartita per vedere, alla quale io non partecipai, soltanto l'insediai, presieduta allora dal senatore Gerardo Chiaromonte. Questa iniziativa io l'ho presi in relazione alla campagna, usare il termine scatenata è indelicato, a tutto la bagarre che si fece
sulle carte nei cassetti, e feci questo. Non l'avrei fatto soltanto per amicizia nei confronti di Giovanni Falcone, ma perché gettava un'ombra pesante sull'ufficio dell'istruzione, l'ufficio istruttorio di Palermo, insomma. Presidente, le due cose sono collegate. Io feci quella riunione in relazione a questo. Presidente, un attimo, un passo indietro. Lei ha detto perché l'ufficio istruzione, per esso Giovanni Falcone, avrebbe tenuto certi procedimenti nei quali si parlava di collusioni tra mafia ed ambienti politici. Mi pare che lei abbia detto questo. Io le chiedo più dettagliatamente. Ricorda in queste accuse se al di là della genericità dei rapporti mafia-ambienti politici non si parlava di qualche politico in particolare o di alcuni ambienti politici in particolare, correnti, partiti? Per quello che io ricordo, quando sollevò il problema delle carte nei cassetti, per quanto mi ricordo, Orlando non faceva nome. Era chiaro peraltro che pensava alla collusione di ambienti politici ed era chiaro, data la sua provenienza e l'atteggiamento politico, questi sono i giudizi che io diedi, ecco, dato l'ambiente politico dal quale egli proveniva, con il quale aveva rotto, stava per rompere, prendendo le note di iniziativa, che lui pensava ad ambienti politici della DC. Questo. Le risulta o ricorda comunque se per caso questo processo ritardato era il processo allora in istruzione formale per i cosiddetti omicidi politici Reina, Mattarella, Latorre? No. Io per quello... Non lo ricorda o lo esclude, Presidente? No, io per quello che ricordo era un'accusa generica, cosa che si può però rilevare benissimo dai giornali dell'epoca, era un'accusa generica di carte tenute, ricorda la frase, carte nei cassetti. Sì, questo lo ricordiamo tutti. Io volevo andare un attimo oltre. Se erano carte nei cassetti relative a qualche processo. Lei ha già detto che chiese una relazione, se ho ben capito, comunque delle notizie ai procuratori generali e quindi anche al procuratore generale di Palermo. Io chiamai i procuratori generali per dirgli che queste erano accuse gravi, che gettavano terribili sospetti sulla magistratura. Non gli chiesi notizie, gli dissi se a loro avviso loro ritenevano che vi fosse niente che facesse sospettare un uso delle carte a fine di coprire il culo. Lei ricorda se il procuratore generale di Palermo o il presidente del Tribunale di Palermo, quale responsabile dell'ufficio istruzione, le inviarono una relazione sull'andamento dell'istruttoria per gli omicidi Reina, Mattarella e Latorre? Questo non lo ricordo affatto, perché gli devo dire onestamente che io ero colpito soprattutto dalla genericità delle accuse che venivano formulate all'ufficio istruzione di Palermo. Se vi fosse stata un'accusa specifica mi sarei ben guardato dall'intervenire, perché sarebbe intervenuta la Procura della Repubblica di Palermo, perché se Francesco Cossiga accusa il giudice istruttore di Palermo di tenersi carte nel cassetto a fine di non accertare la verità, immediatamente mi sembra se ne deve occupare il procuratore della Repubblica e non il Presidente della Repubblica. Quindi lei non ricorda se l'allora giudice istruttore pro tempore del processo per gli omicidi politici le indirizzò per il tramite del suo Presidente del Tribunale
una relazione su questo, proprio per non partecipare a quella che lei ha definito convocazione di una conferenza nazionale antimafia, in quanto non la riteneva istituzionalmente Guardi, io non lo ricordo, la cosa, se può interessare la Corte, credo che sia facilmente accertabile attraverso la Presidenza della Repubblica. Ricordo perfettamente che vi fu un settore minoritario della magistratura che contestò il mio potere di sentire i procuratori generali, e io chiesi ai procuratori generali se loro ritenessero di poter venire, e mi dissero tutti che ritenevano non mio diritto ma loro dovere venire, e questo settore della magistratura, ma allora eravamo, si capisce, contestò questa conferenza, e io potei fare la conferenza perché fui sostenuto sia da alcuni ambienti del Consiglio Superiore, sia soprattutto dal Presidente della Commissione Antimafia, che presiedette lui questa conferenza. Mi scusi Presidente, lei ricorda quando diè questa convocazione quale fosse il ruolo che rivestiva in quel momento Giovanni Falcone? Era direttore generale degli affari penali quando lei convoca? No, perché io la convocai quasi subito dopo. E la convocai quasi subito dopo perché io ritenni che l'accusa delle carte nel cassetto fosse derivante alla celerità con cui Giovanni Falcone aveva sbarazzato il campo dalle accuse di Pellegrini nei confronti dell'Iran. E quindi, siccome questo avviene nel 1989, Giovanni Falcone a ottobre va in Procura della Repubblica, diventa procuratore aggiunto, il 24 di ottobre, in coincidenza con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Allora io ricordo un altro episodio. L'episodio delle carte nei cassetti è di quest'epoca, lei lo ricorda, o di poco successivo? Sì, lui comunque era giudice istruttore. Ricordo una cosa. Ricorda, o di poco successivo? Sì, lui comunque era giudice istruttore. Ricordo una cosa che può essere utile, che nei singoli tribunali si stabilì chi doveva venire a Roma e fu informato che non si voleva mandare Giovanni Falcone, e allora io informai il procuratore generale di Palermo, il presidente del tribunale di Palermo, che se non fosse venuto Giovanni Falcone io avrei disdetto la conferenza. Furono fatte pressioni evidentemente perché Giovanni Falcone non venisse. Io appresi questo dallo stesso Giovanni Falcone e disse: se qui si impedisce a Giovanni Falcone di venire alla conferenza, io disdico la conferenza. E questo è un fatto. L'altro fatto invece, il fatto. la convocazione... Questo è il fatto, se lei mi consente, di una gravità eccezionale, e speriamo che non mi faccia altre domande perché altrimenti dico... Prego Presidente, no. Quando io ricordo, mi scusi Presidente, quando io mi ricordo il calvario di Giovanni Falcone, terminato con la morte, e mi permette di dire che forse la morte gli ha impedito di essere ucciso moralmente. Presidente, stiamo cercando di sollecitare i suoi ricordi tra questa vicenda delle cosiddette carte nei cassetti con questa convocazione, della quale lei ha ricordo, e l'altra vicenda della convocazione dei procuratori generali, di una conferenza di procuratori generali, durante la quale, che si sviluppa in un periodo nel quale Giovanni Falcone è già direttore generale degli affari penali. Io mi permetto di farle questa domanda. Ricorda se per caso questa conferenza, questa convocazione dei procuratori generali fu preceduta dall'invio
di un questionario agli stessi procuratori generali? No, non lo ricordo, onestamente. Perché sono due episodi diversi. No, questo io non lo ricordo. Sono due episodi diversi. Lei ha detto, vediamo se ci possiamo arrivare attraverso qualche altro punto di riferimento, che cioè che lei apprende che non si vuole fare venire Giovanni Falcone a Roma per questa convocazione promossa da lei, e lei ha detto era giudice istruttore. Non ricordo, io appresi la notizia che mi fu confermata da Giovanni Falcone, questo lo ricordo benissimo, che non si voleva che nella delegazione di Palermo ci fosse lui. E allora io dissi: bloccate Giovanni Falcone, che in fondo è l'imputato e l'accusato, e allora io non faccio più la conferenza. E quindi siamo sicuramente in un periodo nel quale Giovanni Falcone è ancora magistrato, non è andato fuori ruolo al Ministero. Sì. Quindi siamo, per dati che già abbiamo acquisito in questo dibattimento, in epoca sicuramente anteriore al marzo del 1991. Sì, ma sa, queste sono cose, io non le ricordo, ma se Sì, Presidente, il problema è, le date noi le ricordiamo benissimo, il problema è di poterle acquisire attraverso il dibattimento. Siccome si tratta di fatti notori e consacrati, il fatto che io ricordi la data o no mi consenta è irrilevante, perché i fatti sono quelli che sono, io mi riferisco a quei fatti. Io per esempio non ricordo la data dei fatti di miei figli, ma se voi mi dite quando è nato suo figlio, io le dico vada a vedere nel registro civile. Presidente, lei ha detto che a questa conferenza aveva invitato i procuratori generali. Sì. E Giovanni Falcone a che titolo? No, non solo i procuratori generali, ma era stabilito che venissero delegazioni di magistrati delle singole distretti, e in quella occasione si tentò di non far venire Giovanni Falcone. Giovanni Falcone mi interessò e io dissi che se Giovanni Falcone non fosse stato alla prima riunione io avrei disdetto la conferenza. Ed allora lei ricorda chi venne della delegazione di Palermo, per caso? Ma Falcone venne poi alla fine? Come no? Certo che venne. E non ricorda accompagnato da chi? No. O meglio, accompagnando chi? No, perché io intervenni soltanto a insediare la conferenza. La Presidenza poi, vi fu un accordo tra procuratori generali, magistrati, Consiglio Superiore e antimafia, escluso che la conferenza la presidessi io, perché il Capo dello Stato non può compiere atti che non rientrino nelle sue prerogative, cioè perché si era andato a presiedere e interloquire un organo per il quale era prevista la mia presenza. Vi fu una discussione e si disse che, trattandosi di una conferenza di questo genere, la Presidenza doveva aspettare al Presidente della conferenza Mi ricordo che era Chiaromonte. Quindi fu una convocazione sostanzialmente dinanzi alla commissione antimafia. No, fu una conferenza che fu tenuta con rappresentanti della magistratura siciliana, con rappresentanti o forse tutti i membri del Consiglio Superiore e con tutta o rappresentanti della commissione antimafia. E io mi ricordo che andai a pronunziare il discorso per così dire di insediamento, quello che giuridicamente si può dire che fu una riunione congiunta, perché non danno vita ad un organo proprio previsto dalla legge, fu una riunione congiunta per discutere dei problemi. Presidente, rispetto al momento di massima esplosione, di massima emersione della cosiddetta vicenda Pellegriti, che è l'emissione del mandato di cattura per calunnia aggravata nei confronti di Pellegriti
l'8 ottobre del 1989. Preso questo punto come punto di riferimento, questa convocazione alla quale fa riferimento lei, quanto tempo dopo poté La convocazione avvenne non molto tempo dopo che cominciò, e fu una reazione, la polemica sulle carte nei cassetti. che lei ha già collocato, diciamo, a cavallo di questa vicenda Pellegriti, se ho ben capito, dopo la vicenda Pellegriti. Quindi può essere la primavera, nel maggio del 1990? Non posso ricordarlo, ma certamente lei lo potrà avere dagli atti del Consiglio Superiore. Non lo ricorda. Senta, a proposito del sindaco o dell'anche allora sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, lei ricorda se prima delle europee del 1989 vi fu una protesta politica, una polemica politica tra Leoluca Orlando e Salvo Lima per la contestuale presenza o meno nelle liste della DC per le europee dell'89? Quando Orlando disse, per essere proprio più chiari, in questa lista o ci sto io o ci sta Salvo Lima, ma insieme non possiamo starci? Sì. Lo ricorda? Ma lo ricordo come ricordo fatti politici. Non Certo, sì, siccome lei ha fatto riferimento prima di fare il nome di Orlando, dice è noto o è notorio, meglio, chi fu, ecco. E sempre con riferimento a Leoluca Orlando, ricorda per caso se già nell'agosto dell'88 Orlando, anche in questo caso sindaco di Palermo, aveva convocato una conferenza stampa per denunciare che spesso la mafia rischia di presentarsi a Palermo e in Sicilia con il volto delle istituzioni? No, questo non lo ricordo. Quindi abbiamo dettagliato. Presidente, l'onorevole Martelli, sentito in questo processo all'udienza del 10 giugno del 1997, ha dichiarato che dopo l'omicidio dell'onorevole Lima lei gli chiese se gli sembrava opportuno, cioè a Martelli, se sembrava opportuno che lei partecipasse ai funerali di Lima e che lui glielo sconsigliò anche perché sapeva attraverso Falcone che Lima aveva avuto testualmente quantomeno rapporti con Buscetta o con la mafia soccombente. Io chiesi consiglio a lui e al Ministro dell'Interno ed entrambi, e certamente lui mi diede il consiglio di non venire, ma non mi comunicò, non mi disse questo. Io comunque di non venire. Esattamente. Cioè che Falcone gli aveva detto? No. Non parlò di quello che era raggiunto lei. Esatto, sì. Comunque. Esatto. E le spiegò perché le consigliava di non andare? Mi consigliava. Intanto mi scusi, perché lei ritenne di chiedere, diciamo, questo consiglio e poi se Martelli le spiegò perché non andava? È fatto notorio che parte dell'opinione pubblica, io dovevo tener conto di tutta l'opinione pubblica, indicava con Lima persona che avesse avuto almeno in passato, fosse stata contigua ad ambienti di mafia. Questo fu il motivo che la spinse a chiedere, diciamo, questo consiglio a Martelli. Esattamente. E Martelli e al Ministro degli Interni. Quindi. Credo anche al Ministro dell'Interno, adesso non voglio. E Martelli nel consigliarle di non andare che cosa le disse? Mi disse questo, che non riteneva opportuno che io venissi. Cioè si fermò sull'opportunità, l'argomentò e lei quindi non partecipò a questi funerali? Non partecipai
Però poi venni e ritenni mio dovere andare a fare le condoglianze alla famiglia dell'onorevole Riina. Lei ha partecipato ai funerali dell'onorevole Piersanti Mattarella? Penso di no, perché non me lo ricordo, ma io fui il primo a sapere della morte di Piersanti Mattarella. Questo non lo ricordo perché probabilmente non vi partecipai, perché trattenuto a Roma come Presidente del Consiglio. Piersanti Mattarella era un mio amico proprio strettissimo, insomma. Torniamo un attimo indietro al periodo della lotta contro il terrorismo. Un teste all'udienza del 15 gennaio 97, il maresciallo Angelo Incandela ha parlato di lei. Ha detto che lui, che era il maresciallo delle guardie di custodia del carcere di Cuneo, dove si trovava Patrizio Pecci, aveva indotto Pecci a collaborare, che era entrato in contatto con l'onorevole Mazzola, che lei ne fu informato e che lei in un'intervista a Panorama ha dichiarato che effettivamente questo maresciallo Incandela aveva contribuito alla collaborazione di Pecci. È vero? Assolutamente vero. Io fui informato dal sottosegretario dei servizi di informazione e di sicurezza, che era Mazzola, che il maresciallo Incandela gli aveva detto che aveva la sensazione che questo terrorista avrebbe potuto collaborare. Allora, attraverso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, noi demmo incarico al servizio, al SISDE, poiché non si raffiguravano ancora cose che potessero in quel momento interessare la magistratura, e perché era un'azione di intelligence, di occuparsi della cosa. La cosa fu saputa dal mio amico Carlo Alberto della Chiesa, il quale venne nel mio ufficio e mi fece una autentica scenata di gelosia, dicendo: ma come, c'è una cosa più importante, lei l'affida al SISDE, ma perché non l'affida a me, perché non me ne devo occupare io? Me lo ricordo nel vano della finestra, tanto è vero che io dissi: per carità, se no Carlo Alberto chissà quante volte viene qui, mi fece, lui era solito farmi scenate di gelosia, e allora dissi: per carità, date questo signore, che non ricordavo il nome, in mano a Carlo Alberto della Chiesa, che se lo gestisca lui. E poi lo gestì lui, in effetti. Che lo gestì, credo che sì. Andiamo alle carte di Moro. Io le chiedo se le risulta che nel memoriale Moro vi era un riferimento all'esistenza di Gladio. Prima domanda, le faccio subito dopo la seconda, e se le risulta, se gli risulta che nel memoriale Moro vi era un riferimento all'esistenza di Gladio, anche se non veniva chiamato Gladio, insomma, in quel memoriale, e se gli risulta che questo riferimento all'esistenza di Gladio era inserito soltanto nelle carte che furono trovate nel covo di via Montenevoso nel 1990 e non già in quelle che furono trovate nel 1978. Dunque, quando furono trovate le prime carte, io non ero più ministro dell'Interno. Era in corso il primo processo Moro, io non conoscevo queste carte e durante la mia audizione come teste mi furono lette e mi fu chiesto se a mio avviso l'interrogatorio, cioè quello che l'onorevole Moro aveva detto rispondendo alle BR, potesse essere autentico. Io gli dissi che certo. Me lo chiese la Corte, insomma, io gli dissi che io ritenevo che fosse autentico. Le seconde carte, diciamo così, furono ritrovate quando ero Presidente della Repubblica e naturalmente ne mi furono portate a conoscenza, anche perché in gran parte costituivano la risposta alla domanda fattagli dalle Brigate Rosse chi fosse Francesco Cossiga.
Tanto è vero che lui dice chi era Francesco Cossiga e dice alcuni particolari che io non capii che cosa volessero dire. Ad esempio, ho letto in questi giornali, in relazione a questo processo, che quando lui fa accenno a un ministro che gira l'Europa è il ministro della difesa, il ministro che gira l'Europa ero io. E poi fa un accenno all'Irlanda. Io mi sono torturato, mi ricordo la notte che mi diedero le carte, per capire che cosa mai significasse Irlanda. Dunque, mi scusi Presidente, l'onorevole Moro, contrariamente a quel che si creda, era un uomo che portava grandissimo interesse a tutto ciò che riguardava forze di polizia e attività dei servizi segreti. Sembra contrario al carattere dell'uomo, mentre Andreotti di queste cose non si impicciava e non voleva impicciarsi perché la sua filosofia è che meglio si stava lontano e meglio era. Moro di queste cose si interessava in maniera astronomica. Io gli facevo la relazione di quello che andavo facendo e ho capito perché lui ha citato l'Irlanda, perché quando io mi recai in Inghilterra per vedere come organizzare le nostre forze speciali, NOX e GIS, il Ministero della Difesa e l'Home Secretary mi offrirono di andare a visitare i villaggi artificiali che erano stati creati dove mandare le truppe al fine di addestrarle ad andare in Irlanda. E io capii che allora Moro addirittura si ricordava questo episodio, che io mi ero rifiutato di andare perché ho detto immaginiamoci, già mi esporrò alle critiche per voler fare corpi speciali, ciò che poi avvenne normalmente durante la prima commissione d'inchiesta Moro, dove fui posto sotto accusa per aver creato i GIS e i NOX da alcuni membri della commissione, e io dissi immaginiamoci se vado a visitare villaggi in cui si addestrano le truppe che vanno per l'Irlanda, mi diranno che io ho l'idea che stia per scoppiare la guerra civile in Italia. Presidente, io forse mi è sfuggito, ma la mia domanda era se al di là di questo... l'affare di Gladio? Esatto. Dunque, le dirò una cosa. Quando furono scoperte le carte, 90 o 78? Le seconde carte, 90. Vennero da me i sostituti col procuratore capo, i sostituti procuratori di Roma, che chiarendo che non si trattava di un interrogatorio formale, ma che loro chiedevano la mia collaborazione per decifrare le carte, ciò che io naturalmente feci, insomma. Devo dire che lì Moro fu di una grandissima abilità, perché lui parlò di Stay Behind, che ben conoscevo ovviamente, in modo tale che chi non sapeva di Gladio non sarebbe stato mai in grado di capire quello che lui diceva. Lui parlò dei reparti speciali che io stavo costituendo, in modo che non si capiva assolutamente, e il commento dei sostituti procuratori fu: ma lei non si accorge che in questo modo Moro lo esponeva alla rappresaglia delle BR perché lo stava indicando come l'organizzatore dell'antiterrorismo? Dissi, non c'era bisogno che lo dicesse Moro perché questo le BR l'hanno già scritto nelle loro volantine, insomma. Signor Presidente, ricordo... Le dico questo onestamente per la conoscenza che ho completa del fenomeno, che chiunque avesse letto quelle carte senza conoscere dell'esistenza di Stay Behind, forse, penso, perché la domanda che gli era stata fatta era molto precisa: se la NATO avesse organizzato delle forze antiterrorismo contro i movimenti popolari, cioè quelle che si chiamano counterinsurgency, insomma. E lui disse no, questo non ho, però non escludo che invece abbiano creato delle cose di carattere puramente militare e cose del genere. Presidente, se io non ricordo male, nel memoriale non c'erano le domande. No, perché la domanda iniziale è chi è Cossiga, chiaramente è chi è Cossiga, perché lui racconta lungamente chi sono io. È una sua deduzione, estrapola dalla risposta alla possibile domanda.
Cioè, o c'è, può darsi che io ricordo male, un testo di una domanda delle Brigate No, ma non c'è nessuna domanda delle Brigate Rosse in questo. In nessuno dei memoriali esiste alcuna domanda delle BR. Quindi è un'estrapolazione che lei fa per deduzione dalla risposta, esatto? E che Moro si metteva a raccontare le cose senza che glielo domandassero. Presidente, comunque lei ricorda che a seguito di questo secondo rinvenimento di carte di Moro nel 1990 scoppiò, diciamo così con questo termine, in Parlamento il caso Gladio? No, il caso Gladio scoppiò esclusivamente perché il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenne, essendo cessate a suo avviso le condizioni per cui le potenze dell'Alleanza Atlantica, non della NATO, avevano dato vita a questo, ritenne di rendere palese l'esistenza del caso Moro dopo del caso Gladio, dopo che egli aveva autorizzato il giudice Casson ad entrare negli archivi e il giudice Casson aveva preso conoscenza di questa organizzazione. E lui, venendo a dirmi che avrebbe reso nota l'esistenza di Stay Behind, mi disse perché intanto presto o tardi si saprà perché lo sa il giudice Casson. Ma c'è comunque una successione cronologica, cioè questa vicenda Gladio nei termini in cui la sta raccontando lei si verifica dopo il rinvenimento delle carte di via Montenerosa? Sì, parecchio tempo dopo, e quando furono pubblicate le seconde carte Moro, nessuno accennò minimamente a Gladio, anche se la cosa strana è che di Gladio avesse scritto un giornalista dell'Espresso 4 anni prima o 5 anni prima, descrivendo esattamente che cos'era Gladio. Tutti se ne erano dimenticati. Presidente, Gladio Stay Behind era un segreto di Stato? Era un segreto di Stato. Era un segreto di Stato del grado più elevato. L'esistenza di Stay Behind, mi dica se erro, non nasceva da un accordo internazionale del governo e del Parlamento, ma da un patto segreto tra la CIA e il capo del SIFAR? No, allora l'origine di Stay Behind è la seguente. Il servizio, gli eredi dello Special Operation Executive, lo Special Operation Executive, lo Special Operation Executive è un organismo particolare che Churchill, sotto la direzione ministeriale del ministro laburista Duff Copper, creò al fine di incrementare la guerra partigiana e la resistenza in Europa, tenendo totalmente distinta l'intelligence, cioè lo spionaggio nell'Europa occupata, dalla azione a favore della resistenza dei partigiani. Dopo la guerra, dopo che scoppiò la guerra fredda, i britannici, sulla scorta della loro esperienza della seconda guerra mondiale, ovviamente ipotizzando una terza, perché la NATO era nata ipotizzando una terza, ritennero che quello che era stato fatto dopo dovesse essere fatto prima, che cioè in ciascun paese si dovesse creare una rete, non di resistenza, ma una rete dal quale si potesse sviluppare la resistenza e che potesse accogliere gli elementi delle forze speciali. Io mi scuso se la cosa è piuttosto tecnica, insomma, non saprei come spiegarla. I primi che entrarono in contatto con noi per darci questa idea furono i britannici. E noi i soggetti istituzionali chi sono? Sono il Ministero della Difesa, i servizi segreti e il Ministro della Difesa. Poi invece si interessarono anche gli americani. Si interessarono gli americani che avevano un uguale organismo che si chiamava OSS, Office for Strategic Service. Il problema è che a noi in Stay Behind non ci volevano.
Stay Behind fu creata senza di noi e solo grazie all'appoggio degli americani noi fummo ammessi in Stay Behind. Quando? Stay Behind, adesso non ricordo le date, noi fummo Anni ammessi 50. perché Stay Behind fu creata non all'interno della NATO, ma all'interno dell'Alleanza Atlantica, tanto è vero che ci partecipava la Francia, e fu creata con accordi tecnici tra i servizi di informazione, con l'approvazione dei governi e con questa divisione di competenza tra forze militari e Stay Behind. Tutto quello che sarebbe dovuto accadere al di là della linea di occupazione sovietica, del patto di Varsavia, sarebbe stato di competenza dei servizi informativi e di Stay Behind attraverso i due comandi CCC e ACC, mentre tutto quello che avveniva da questa parte delle forze armate regolari. E questo è il motivo per cui imprudentemente il comandante della NATO, dicendo una cosa esatta ma che ci mise molto di imbarazzo, dichiarò una volta che non sapeva che cosa fosse Stay Behind. E lo dichiarò 3 giorni dopo che si era riunito lo Stato Maggiore di Stay Behind, e lui poi, interrogato da noi che protestammo violentemente, dice: ma perché questo fa parte dell'Alleanza Atlantica, non fa parte della NATO. Infatti Stay Behind non dipendeva dai comandi della NATO. Mi scusi, quindi se ho capito bene, ricapitolando, il Parlamento non era a conoscenza ma il governo sì. Assolutamente sì, come per esempio gli accordi per le basi. Perché il governo ritenne che fosse sufficiente la ratifica del patto atlantico e che tutti gli altri accordi discendessero dal patto atlantico, compreso quello sulle basi, salvo quello sulle immunità, quello di cui ha dato luogo il caso Cermis, e tutto quanto procedette da quel momento o con delibere rese da noi esecutive del Consiglio Atlantico o per accordi tecnici bilaterali o plurilaterali. Quando lei dice che il governo era a conoscenza, si riferisce indistintamente a tutti i componenti dei governi o solo ad alcuni membri del governo? Soltanto a quei membri del governo che formavano, per così dire, il centro decisionale nazionale. E cioè? E cioè erano il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro della Difesa e il Ministro dell'Interno. In questo dibattimento... Poi anche altre persone, per esempio il sottosegretario Cossiga, che l'onorevole Moro aveva voluto si interessasse di Stay Behind. Sottosegretario alla Difesa. In questo dibattimento l'onorevole Ruffini, che è stato Ministro della Difesa, ha dichiarato... Non si sente? L'onorevole Ruffini ha dichiarato... Che è stato Ministro della Difesa, ha dichiarato che lui non è stato mai posto a conoscenza dell'esistenza di Stay Behind o di Gladio, e probabilmente le risulterà che anche altri Presidenti del Consiglio, per esempio Fanfani, hanno dichiarato fuori da questo processo la stessa cosa. È possibile? Le risulta che alcuni ministri della difesa non fu comunicato l'esistenza di... No, a me non risulta, la cosa mi sembra strana, perché veniva fatto un briefing molto preciso quando si diventava Presidente del Consiglio. A me non fecero il briefing su Stay Behind, a me non... in italiano. Dunque, quando uno diventava Presidente del Consiglio, provvedevano le autorità militari a fargli un'illustrazione, un briefing, talvolta anche facendo venire gli ufficiali alleati dalla NATO. Veniva fatto uno su le responsabilità del governo e sue personali sull'uso dell'arma nucleare. Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva delle competenze e quindi gli veniva spiegato quali fossero le sue responsabilità ove la NATO, i comandi militari proponessero l'uso dell'arma nucleare. E poi, a me non fu fatto perché io avevo già firmato, venivano messi al corrente dell'esistenza di Stay Behind.
Quindi, se ho ben capito, anche i vertici dei servizi segreti italiani erano a conoscenza dell'esistenza di Stay Behind. Dunque, erano a conoscenza esclusivamente il vertice e il capo dell'ufficio relativo, non erano al corrente gli altri membri del servizio informazione. Quindi i due vertici istituzionali dei servizi che erano al corrente, voglio ripetere chi erano? Era il capo del SISMI, perché teniamo presente che per lungo tempo noi abbiamo avuto un solo servizio segreto ed era per accordo intercorso all'interno dell'Alleanza Atlantica, erano i servizi segreti competenti per lo spionaggio all'estero che dovevano gestire Stay Behind. Da noi si determinò una situazione molto imbarazzante perché soltanto nel nostro paese, di tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica, il servizio segreto di spionaggio era militare. Le volevo chiedere, soltanto da noi. Durante la prigionia dell'onorevole Moro, lei e altri esponenti del governo vi poneste il problema che Moro poteva, anche tenuto conto dei comunicati delle Brigate Rosse, tra i quali mi pare ricordare ce ne fosse uno che diceva che Moro aveva parlato delle stragi di Stato, sì. Vi poneste il problema che Moro poteva avere rivelato segreti di Stato e che potevano esistere nel covo in cui lui era. Sì. Proprio noi non capiamo, non si provi sente a proprio. arrabbiarsi, strilli, faccia qualche cosa, non la sentiamo proprio. Io sento. Ma non si può alzare. No, io sento, Ah, la difesa. Fino a dove avete sentito? Così ripeto. Non hanno sentito niente. Allora, durante la prigionia di Moro, Sì. tenuto conto dei comunicati delle Brigate Rosse, tra le quali abbiamo ricordato che ce n'era uno che diceva che Moro aveva parlato di stragi di Stato, vi poneste il problema che Moro poteva, nel corso degli interrogatori, avere rivelato dei segreti di Stato e che vi potesse esistere una documentazione, per esempio dei verbali delle Brigate Rosse, dei documenti che si trovavano nel covo in cui Moro era tenuto prigioniero o in altri covi, vi ponesse il problema della tutela di questi segreti di Stato nel caso di irruzione delle forze dell'ordine e della magistratura. Sì. Appena Moro fu rapito, essendo stato lui presidente del Consiglio dei Ministri, voglio fare una premessa, la collaborazione nel campo della sicurezza e del controspionaggio tra i paesi della NATO è tuttora una collaborazione strettissima. Esiste addirittura un comitato di sicurezza in cui si riuniscono, o si riunivano, io non sono più al corrente, i capi dei servizi informazione e sicurezza, non nel campo dello spionaggio, perché ognuno vuol fare di testa propria. E poi esisteva un organismo chiamato il Club di Berna, che esiste tuttora, nel quale si riunivano informalmente i capi dei servizi di controspionaggio e di sicurezza di tutti i paesi dell'Europa, più la Svizzera, esclusa l'Irlanda. La collaborazione nel campo del controspionaggio era continua e nel campo della tutela del segreto. Le norme sulla tutela del segreto sono fissate da una delibera del Consiglio della NATO. Non per le cose che avevano scritto le Brigate Rosse, ma perché era stato rapito un ex presidente del Consiglio dei Ministri, noi interpellammo la NATO per sapere, io dissi bisogna interpellare la NATO e poi mi dissero se loro ritenevano che Moro avrebbe potuto rivelare segreti essenziali all'alleanza e loro risposero di no. Ma Moro sapeva dell'esistenza di Stay Behind? Sì, lo sapeva certamente meno del KGB sovietico
il segreto era un segreto interno, ma che Stay Behind fosse nota ai servizi segreti dei paesi dell'est, questo è certo, come è certo che sono qui io. Perché certamente il KGB aveva suoi degli Stay Behind dei vari paesi. Quindi quantomeno Moro era a conoscenza di questo segreto di Stato. Lui sarà stato a conoscenza, però nessuno segreto veniva considerato essenziale, così come gli Stati Uniti d'America non ritennero che il sequestro di Moro, presidente Carter, fosse tale da mettere in pericolo gli interessi strategici degli Stati Uniti d'America. E quindi insomma si pose il problema di organizzare delle forme di intervento che potessero, in caso di irruzione, comunque tutelare documenti che riguardavano segreti di Stato o no? Ma dunque, noi... Adesso, per carità, noi possiamo andare avanti, fino a mezzanotte e soprattutto non vogliamo che si possa pensare che la difesa del senatore Andreotti è preoccupata rispetto a queste domande, ma qui i casi sono due. Se attinenza col processo, non dimentichiamo, il senatore Andreotti è accusato di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso. Cosa c'entri tutto questo? Io ancora aspetto che ci sia una domanda sui rapporti fra Gladio e Cosa Nostra, capirei. Quindi sotto questo punto di vista non ci si venga a dire che c'è una pertinenza col tema probando. Se poi, per carità, il senatore Cossiga deve essere valutato quanto alla sua credibilità, come tutti gli altri testimoni che sono sfilati davanti al Tribunale, ma c'è anche una misura. Se mi si viene a dire che tutte queste domande sono fatte per valutare la credibilità del senatore Cossiga, anche su questo avrei qualche perplessità a credere ad un'obiezione di questo genere. Se poi questo processo deve diventare il contenitore di qualsiasi altra cosa, e visto che ci siamo, oggi pomeriggio parliamo di Gladio, come ieri parlavamo di una cosa e domani parleremo di un'altra, io mi appello al Tribunale perché il processo si rimetta nei suoi confini naturali. Se mi consente di esplicare il motivo di queste domande, anche se mi rendo conto che questo può in qualche modo interferire sulla testimonianza del Presidente Cossiga, no, il motivo è semplice. Come sa il Tribunale, e sono state acquisiti in questo processo numerose deposizioni e documenti, e comunque vi è un filone di indagine che tende a dimostrare che il generale Dalla Chiesa nel corso dell'eruzione in via Montenevoso venne in possesso di documenti che portò in visione la notte stessa ad Andreotti, che non corrispondono a quelli che furono poi ufficialmente trovati. Perché queste domande? Perché se il generale Dalla Chiesa aderì a una richiesta di questo genere, nella prospettazione dell'accusa poté aderire solo se c'erano dei segreti di Stato superiori ai quali una persona leale come Dalla Chiesa non poteva certamente venir meno, cioè c'erano degli ordini nell'interesse dello Stato. Quindi qui non si vuole allargare il campo a tutti gli argomenti possibili, c'è una stretta pertinenza a quelle che sono le risultanze e i filoni investigativi di questo processo. È chiaro che io non posso, nel momento in cui faccio una domanda al Presidente Cossiga, fare una premessa. Sa, siccome abbiamo questo filone investigativo, siccome noi abbiamo questa tesi, le faccio questa domanda. Lei capisce che in qualche modo la suggestionerei. Ecco che quindi io scorporo nelle domande, perché ritengo che la connessione poi sia evidente, perché è evidente che noi parliamo di segreti di Stato, della necessità di interventi del generale Dalla Chiesa che non erano motivati da interessi deteriori, ma da interessi superiori nella prospettazione che se ne fece al generale Dalla Chiesa, e allora vogliamo capire se, per esempio, nel corso del sequestro si pose questo problema. No, Presidente, mi consenta, Presidente. Qui il problema è molto semplice. Se si tratta di acquisire nozioni, le nozioni vanno acquisite con riferimento al capitolato, ciò che costituiva oggetto. Questo vale per l'una. No, è capitolato. Questo vale. Un momento.
questo vale per Capitolato è durante il sequestro Moro. E io che ho fatto? Non ho fatto la domanda durante il sequestro Moro. L'atteggiamento dell'onorevole Andreotti durante il sequestro Moro. E noi abbiamo parlato soltanto e semplicemente del problema della linea della Nel fermezza. controesame lei non può far entrare tutto, quindi le domande non sono più ammesse. Signor Presidente, atteggiamento di Andreotti durante... Vada avanti. A seguito dell'opposizione della difesa il Presidente non ammette queste domande, tipo di domande. Quindi devo interpretare il capitolato nel senso che durante il sequestro Moro si intende durante i 55 giorni e che non si intende il 56esimo giorno. Esatto? Il 56esimo era morto. D'accordo. Andiamo avanti. No, ne prendo atto, Presidente, ne prendo atto. L'esame non può far entrare tutto nel controesame. Ma la mia, citava dei testimoni Presidente, di la legge. mia domanda era se durante il sequestro Moro il Presidente Cossiga si pose questo problema, non se dopo. Quindi mi pare che siamo dentro il E capitolato. abbiamo ammesso infatti queste domande. Ora basta. Neanche Andiamo durante avanti. il sequestro. Andiamo avanti. Durante il sequestro ho ammesso e ha risposto. Ma scusi, ha detto che gli Stati Uniti non temevano nulla. Vorrei capire una cosa. L'obiezione dell'avvocato Coppi è intervenuta nel momento in cui io stavo facendo le domande durante il sequestro, quindi non capisco, visto che non era andato un giorno dopo. Rinvenuto dopo. Io ho fatto domande sul materiale rinvenuto dopo. A parte che è stato In questa fase. Memoriali, ha fatto il confronto. A parte che è stato dato tutto per ammesso, la notte, la non notte. In base alle circostanze il test non deve essere sentito su questi argomenti. Capisco. Andiamo avanti. Lo chiedeva come prova diretta. Andiamo avanti. Signor Presidente, le chiedo se durante il sequestro Moro, durante i 55 giorni del sequestro Moro, furono impiegati dal Ministero dell'Interno in qualità di consiglieri o di collaboratori nei comitati costituiti al Viminale per dirigere le operazioni queste persone di cui le faccio i nomi. Prima delle persone, Presidente. No, questo invece è ammessa la domanda, perché capisco che questa è ammessa. Sull'atteggiamento di Andreotti questo? No. È l'atteggiamento Andreotti, Presidente. Era Presidente del Consiglio Andreotti e il senatore Cossiga era Ministro dell'Interno. Una domanda è pertinente, prego. Allora, Federico Umberto D'Amato, già capo del disciolto ufficio affari riservati, e le faccio ma io gli ho vabbè. detto no. Poi Giuseppe Santovito, direttore del servizio segreto militare. In quanto direttore del servizio segreto militare non nominato su mia proposta. Quindi sì. Se non faceva parte il capo di uno dei servizi segreti a me del basta comitato il sì o il no. durante il sequestro, chiedo chi dovesse farne parte. Giulio Grassini, direttore del servizio segreto civile, SISDE. Sì. Walter Pelossi, No. direttore del comitato di coordinamento dei servizi di No. sicurezza Faccia finire la CESIS. domanda, senatore. Ah, ecco. Faccia Sì. finire la domanda. No, ma io credo che fosse più semplice. Prefetto Ferdinando Cuccione, direttore della sala situazione globale del Viminale istituita proprio da lei. Non ricordo se facesse parte, perché questo comitato non lo presiedevo io, ma è verosimile. No, verosimile. Non lo ricordo. Non lo ricordo perché, ripeto, questo comitato non neanche salvo una volta non lo gestivo io. Insomma. Giuseppe Siragusa, responsabile dell'organizzazione dei posti di blocco a Roma. Questo interveniva qualche volta per mandato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per i posti di blocco, ma non ebbe parte nella gestione del caso Moro. Ci può dei posti di blocco durante i giorni? Credo bene. Poi Antonio Cornacchia, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Roma, responsabile delle indagini di polizia giudiziaria. Non ricordo questo Cornacchia. Antonio Cornacchia. Non lo ricordo. E ancora Franco Ferracuti, docente di medicina criminologica e psichiatrica all'Università di Roma. No, lui non faceva parte di questo. Partecipò comunque in qualche modo? No.
perché quando fu sequestrato Moro, anche per suggerimento del vice capo del servizio antiterrorismo del Dipartimento di Stato, anche per suggerimento del vice capo del servizio antiterrorismo del Dipartimento di Stato, noi creammo una cellula di psichiatri e di esperti e io mi feci consigliare, perché non conoscevo nessuno, dall'allora direttore generale, tutto questo è già tutto acquisito agli atti, è tutto ampiamente, essendo stato interrogato io 42 volte, insomma. E fu nominato lui, chiamammo Ferragutti, il quale era il più noto criminologo italiano. Poi, e qui io sempre dimentico il nome, il professore di psichiatria della Università di Milano, in più da Dario, che era per una valutazione, diciamo, politica, il preside della facoltà di scienze politiche, e Stefano Silvestri, che è stato poi sottosegretario alla difesa, che era un grande esperto di strategie militari e antiterrorismo. Ma non era un'altra cosa, insomma. Lei sapeva o ha saputo che Giuseppe Santovito, Giulio Grassini, Franco Ferracuti, Giuseppe Siracusa, Antonio Cornacchia erano tutti iscritti alla P2? Dunque, guardi, seppi che erano iscritti, perché io ignoravo cosa fosse la P2, seppi che erano iscritti alla P2 Grassini e Santovito. Per quanto so, l'iscrizione alla P2 del professor Ferragutti avvenne successivamente. Io non c'ero più perché lui poi fu preso come consulente del SISDE in generale, e per quanto riguarda il generale Siracusa è stato assolto dalle commissioni di disciplina da ogni accusa, tanto da aver progredito nella carriera fino ad arrivare, credo, al generale di divisione. Esistevano poi, durante i 55 giorni della prigionia, esisteva un gruppo ristretto chiamato comitato di crisi o qualche cosa del genere? Sì, era questo costituito dai direttori dei servizi, dai comandante generale dell'Armea dei Carabinieri, dal comandante generale della Guardia di Finanza e dal capo della Polizia. Comitato che era presieduto da uno dei sottosegretari che si chiama, adesso la stanchezza, il sottosegretario addetto alla pubblica sicurezza, però questo comitato, a dire il vero, poi non funzionò, perché dopo questo comitato, o non contenti delle riunioni del comitato, a dire il vero, e il capo della polizia e il capo del servizio di sicurezza del Ministero dell'Interno, che era Santillo, e il comandante generale della Guardia di Finanza, e gli altri volevano avere un contatto diretto col Ministro dell'Interno, perché tra l'altro le operazioni le volevano concordare con me, quindi non fu di nessunissima rilevanza. Presidente, vorrei capire una cosa: questo comitato di cui facevano parte questi esponenti istituzionali di cui abbiamo parlato era il comitato tecnico politico operativo per il coordinamento delle forze di polizia e servizi di informazione? Ma questo termine comitato tecnico politico non è stato mai usato, era la riunione dei responsabili delle forze di polizia e dei servizi di informazione. Non c'era un comitato, si riunivano sotto la presidenza di un sottosegretario, alla presidenza di un sottosegretario all'interno, ma poi alla fine questa cosa non funzionava affatto perché venivano tutti da me, insomma. Ma a parte questo comitato, esisteva un altro gruppo ristretto di persone?
No, esisteva quello che gli ho detto, ma questo era soltanto per valutare attraverso le Il lettere... cosiddetto comitato di gestione per la crisi, per la gestione della crisi. No, esisteva. Di cui faceva parte un certo Vincenzo Cappelletti, No. Augusto Ermentini, Esatto. Baldelli, È quello che le ho detto. Mario D'Addio. Esatto. Quindi mi faccia capire, queste persone insieme... Queste persone insieme non erano un comitato, erano quelle che noi studiavamo. Anzitutto valutavamo il comportamento dell'onorevole Moro e il comportamento delle BR. E veniva dato, vi era un'esperta calligrafa non di quelle che scoprono se uno poi vincerà all'otto oppure no, per vedere, per poter valutare le condizioni BR. E veniva dato, vi era un'esperta calligrafa non di quelle che scoprono se uno poi vincerà all'otto oppure no, per vedere, per poter valutare le condizioni nelle quali si trovava l'onorevole Moro. Ed è in relazione a questo che la Procura della Repubblica di Milano e poi la Procura Generale, dopo avermi consultato, approvarono i famosi 2 piani Mike vivo e Mike morto, che prevedevano le misure che la Procura della Repubblica di Roma e poi la Procura Generale avrebbero adottato nel caso che Aldo Moro fosse morto o fosse stato rilasciato vivo. Faceva parte di questo comitato, di questo gruppo anche Steve Piacevsky. Pieczeny-K. Di questo comitato non faceva parte. Quando fu rapito l'onorevole Moro, noi ci rivolgemmo a tutti i paesi alleati chiedendo la loro collaborazione, dei loro servizi di informazione e esclusi i paesi dell'est, e compresa la Jugoslavia. Esclusi dai paesi dell'est per ovvi motivi, perché non sapevamo ancora che cosa fossero esattamente le BR. Ed era un sospetto, anche se solo un sospetto, ma nel controspionaggio si agisse per sospetto, che a causa anche dell'esistenza accertata di campi di addestramento, di spionaggio e di guerriglia in Cecoslovacchia, ancora non sapevamo tutto delle BR, potevamo ragionevolmente pensare che le BR fossero almeno infiltrate da agenti dei servizi segreti dell'est, cosa che poi invece si dimostrò assolutamente non vera. In quell'occasione chiedemmo anche la collaborazione del paese più esperto nella lotta al terrorismo, che erano gli Stati Uniti d'America. Come ho detto questa mattina, negli Stati Uniti d'America si era avuto il famoso scandalo della CIA che in contrasto con le leggi istitutive aveva fatto operazioni all'interno del paese. Il presidente Carter, su pressione, su sollevazione del Congresso, aveva emanato un ordine esecutivo in forza del quale si poteva collaborare ad azioni di antiterrorismo all'estero solo se fossero in gioco interessi essenziali degli Stati Uniti. Quindi la mia richiesta, formulata attraverso l'ambasciata, il loro collega, il consigliere legale, dell'ambasciata americana, un district attorney, e il rappresentante della CIA a Roma, fu respinta in forza di questo. Io insistetti, e allora devo dire che l'amministrazione americana girò l'ostacolo, e invece di mandarmi gente dell'FBI, gente della CIA e cose del genere, mandò il numero 2 dell'ufficio antiterrorismo del Dipartimento di Stato, che era un professore stranamente insieme di psicologia e un professore di scienze politiche, Piacevsky. Delle sedute di questo comitato venivano redatti dei verbali? No, non credo assolutamente, perché erano di quale comitato, scusi? Di questo di cui abbiamo parlato sino ad ora? No, non c'era motivo, perché questa era gente che dava pareri a me e basta, insomma.
E poi non erano comitati istituzionali e quindi non si sarebbero potuti tenere verbali, insomma. Lei teneva informato il Presidente del Consiglio Andreotti sull'andamento di queste riunioni, di questo comitato? Non di tutto, lo tenevo informato dell'andamento generale delle cose, perché per il resto... Lei ha fatto riferimento stamattina al covo di via Gradoli? Sì. Al covo di via Gradoli? Sì, non di via Gradoli, sì, di via Gradoli, no. Sì, Gradoli, con riferimento al covo di via Gradoli. No, non so se due cose, se lei consente, sono cose totalmente diverse. Gradoli paese, strada statale. Ha detto via Gradoli che poi non era una via, se vogliamo essere precisi. Mi pare di avere capito che ci fu un'informazione sul fatto che Moro si trovava a Gradoli. A Gradoli. E che quindi si fecero delle indagini su un paese che si chiamava Gradoli. Sì. Le risulta comunque che poi si accertò che c'era un covo delle Brigate Rosse in via Gradoli? Io lo seppi attraverso la telefonata dell'allora capo dei pompieri di Roma, il prefetto Pastorelli Testè, perché chiamati per una filtrazione d'acqua dagli abitanti del piano sottostante, i pompieri entrati gli dissero che la cosa non gli piaceva affatto. Pastorelli, che era con me in confidenza, mi chiamò e mi disse: ma qui ho l'impressione che ci sia qualcosa che riguarda il terrorismo. E io dissi: per carità, aspetto un momento, perché non vorrei che polizia e carabinieri arrivassero con le sirene. Neanche l'avevo detto che sentì il rumore delle sirene della polizia e dei carabinieri. Perché? Perché ci si sarebbe dovuti barricare dentro, tant'è vero che sembra che l'ingegnere Altobelli, nome di copertura, sia passato in bicicletta e, avendo visto questo spiegamento, lascio pensare a loro l'arrabbiatura che mi presi per il modo improprio con cui si era intervenuto in una cosa così delicata. È venuto a sua conoscenza che in questo stesso stabile, dove c'era questo covo delle Brigate Rosse, esistevano degli appartamenti che appartenevano a una società di copertura del SISDE? Nego che potesse esistere società di copertura del SISDE, perché il SISDE era costituito al massimo da 20 persone che venivano alloggiate in 4 stanze del Ministero dell'Interno, non era assolutamente operativo. Su questo argomento 4 processi sul caso Moro non hanno dato nessun risultato. Ho, ad ogni buon conto, presentato un'interpellanza alla quale il Ministro dell'Interno non ha risposto. Rispondendo alle domande nel processo per gli omicidi politici il 15 marzo del 1995, le è stata posta una domanda che non è quella che le farò, lo dico subito, sulla banda della Magliana. E nel corso di questa domanda era un avvocato difensore, l'avvocato Galasso, dice, nella quale ci stavano dentro mafiosi, terroristi neri, massoni e tutto quanto accadeva in quel periodo. A questo punto lei lo ha interrotto e ha detto: massoni deviati, no, questo per difendere le mie origini familiari. Può spiegare che cosa intendeva dire? Se le interessa le dirò che io provengo da una famiglia laica, radicale, antigiolittiana, risorgimentale, antifascista, repubblicana e autonomista, che ovviamente per l'epoca, essendo la religione del risorgimento la massoneria, erano tutti massoni. Massoni, per carità, come era massone Zanardelli, come era massone il socialista Nathan, come erano massoni tutti i comandanti delle forze armate, come era massone Armando Diaz, come erano massoni gli alti gradi della magistratura durante la monarchia anticlericale, come erano massoni, cioè tutti coloro che contavano nel nostro paese e che tutti erano associati alla P2, poiché la P2 non è un'invenzione di Gelli, ma è la loggia coperta che ha avuto un grande venerabile,
il ministro della giustizia Zanardelli quando era ministro della giustizia. Lei ha fatto riferimento a Gelli, lei ha conosciuto Licio Gelli? Sì. In che occasione l'ha conosciuto? Quando ci furono continui attacchi del Corriere della Sera al mio primo governo, io mi interessai di sapere a chi, perché un Presidente del Consiglio, come lei sa, cerca, come tutte le autorità pubbliche, nessuna esclusa, di non essere attaccato dalla stampa. No, non si allontani dal microfono. Dicevo che il Presidente del Consiglio, così come chiunque rivesta qualunque carica pubblica, cerca nei limiti del legittimo di non essere attaccato dalla stampa. Non arrivo al punto di dire come Churchill: non mi occupo dei editori, mi occupo della proprietà, però non credo che vi sia nessuno che non cerchi di pararsi. Allora chiesi, ma insomma, chi influisce su questo giornale? Tassandint influisce, no, il ministro influisce un certo Gelli, e che dice: ma chi è quello strano personaggio di cui si è parlato come esponente di questa famosa loggia P2? E allora convocai e gli dissi: ma scusi, ma perché lei? Ma dice: io non c'entro nulla col giornale. Gli dissi: guardi, non so se lei è cresimato, io lo sono, non mi venga a dire che lei non c'entra niente, mi spieghi perché attacca questo giornale. Che attacca? Perché il suo giornale attacca il mio governo. Il suo governo. Il soggetto interlocutore? Scusi, l'interlocutore è Licio Gelli, ho capito bene? Sì. Quindi quando l'ha conosciuta, in che anni siamo? Siamo negli anni in cui ero Presidente del Consiglio dei Ministri. Le risulta che Gelli ha dichiarato di averla conosciuta nel 72-74? No. Io non ho assolutamente... Domanda, ho capito. Se gli risulta... Gelli ha dichiarato che mi ha conosciuto nel 1974. Nel 1974 No, non non mi ha non ricevuto. rispondo, non ci interessa. Andiamo avanti. Senta, lei è a conoscenza del fatto che il suo nome con un numero telefonico, non so se sia il suo... Ho capito, Presidente, non si Faccia sente. fare la domanda. Signor Presidente, Mi dica che il io mio è nome... da stamattina che parlo, signor Presidente, mio mi nome, rendo il mio conto che non numero- si sente, però Quindi la capite, stanchezza il si mio aggiunge nome- anche il dovere gridare per ore. Sì, ma noi non sentiamo neppure noi, sentiamo. lo E so. se non sentiamo noi, sì, allora Negli altri non giorni possiamo non è andare successo, avanti. è un difetto Che del il mio microfono. nome e il mio numero... Faccia la domanda. Dica che il mio nome e il mio Aspetti, numero... senatore. Ecco. Dunque abbiamo acquisito qui in questo processo l'agenda che è stata sequestrata a Castiglion Fibocchi, a Gelli, Sì. e ha deposto su questo punto anche Bonferraro, non ricordo l'udienza ma ce l'ho qua, e risulta annotato alla lettera C Cossiga con 06 e un numero telefonico. 67791, numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Aspetti un attimo il controllo. Ho un numero o un altro numero. E allora qual è la domanda? Se io lo so, no, non lo so, ma la cosa mi sembra verosimile. No, se lei sa per quale motivo questo numero era annotato nell'agenda, se vi erano stati dei rapporti immediati con altre persone, se aveva chiesto un appuntamento con lei prima. No. C'è opposizione, non riusciamo a capire cosa c'entra col processo. Signor Presidente, io non posso ogni domanda spiegare delle cose. Noi non capiamo neanche, non è solo la difesa che non capisce, pure noi non lo capiamo. Pubblico Ministero. È il Tribunale quello che deve emettere una sentenza che non lo capisce, capito? Signor Presidente, c'è tutto un filone di indagini in questo processo che riguarda i rapporti tra Andreotti e Gelli. Il capitolato non c'è, il capitolato non esiste nel capitolato. Dovete tenere conto del capitolato. Voi avete rinunziato a dei testi, ma che ci posso fare io? Il vostro capitolato su Cossiga non avete rinunziato perché avete rinunziato all'esame diretto del senatore Cossiga, rinunziando a tutti i testi. Avete rinunziato, noi l'avevamo ammesso. Quindi non posso farci niente, dovete tenere conto del capitolato.
e poi domanda ai fini della credibilità del testo e basta. Signor Presidente, non è una domanda ai fini della credibilità del testo, è una domanda, se mi fa parlare, Presidente Avvocato, poi il Presidente deciderà di non autorizzarla, ma mi consenta, che rientra nell'ambito di quella norma, il 194 secondo comma, che tende ad accertare attraverso il controesame anche se esistono rapporti di interesse tra il teste e l'imputato. I rapporti di interesse tra il teste e l'imputato possono derivare anche dalla comune conoscenza di una persona e dalla comune appartenenza a un'organizzazione massonica. Mi scusi Presidente Cossiga, ma voglio esplicare il motivo della domanda. Ecco, non era questo nella mia intenzione, però è questo il senso. Cioè, se due persone appartengono a una stessa loggia massonica, esiste un interesse comune che io posso esplorare essendo il 194? Cossiga ha detto che non ha appartenuto alla loggia P2. Io non sono massone in quanto io sono cattolico, non ho suddito obbediente. Questa comune appartenenza non esiste, quindi la domanda non lo ammette. I miei maggiori erano massoni. I suoi familiari erano massoni, i suoi familiari nel Novecento, repubblicani, antifascisti, cavallottiani, antigiolittiani, cacciati via dalle loro case dai fascisti. Senatore, abbiamo capito, la domanda non è ammessa. Difensore certamente della libertà d'associazione. Per favore, senatore. Mi scusi un attimo, Presidente. Facciamo una sospensione di 10 minuti. Abbiamo accertato la data della conferenza organizzata dal Presidente della Repubblica. Novembre 90. Perché è una pubblicazione del Consiglio Superiore. E che facciamo? Chiedete a questi, non lo so, fate delle domande, non lo so, insomma, io la ringrazio. Documento che noi... Io tutte le date relative alle domande che ho fatto le conosco perché sono stato protagonista in quanto giudice istruttore di queste vicende. La schizofrenia del nuovo rito è tale per cui anche i fatti assolutamente conosciuti, se non passano attraverso il ricordo del teste, purtroppo si hanno per non conosciuti. Il senatore ha fatto una sovrapposizione di due fatti vicini. Comunque, nella sua presidenza. Questo fascicolo trovato in Camera di Consiglio se me lo è un fascicolo del Consiglio Superiore. In questo fascicolo del Consiglio Superiore c'è la data di questa conferenza organizzativa convocata dal Presidente della Repubblica. Quindi il Tribunale lo mette a disposizione delle parti. Mi permette, Presidente. No, ancora l'Avvocato Coppi. Anzi, che non mi ha spiegato. Vi è il fatto Pellegrini che ha la sua autonomia, vi è l'attacco a Falcone sulle carte nei cassetti. La mia reazione è stata l'attacco a Falcone sulle carte nei cassetti e questa è la convocazione. Il problema nostro è collocare temporalmente collochiamo questa conferenza che abbiamo trovato appunto questo documento del Consiglio Superiore in Camera di Consiglio. Non è reazione al caso Scopellitti, ma le accuse rivolte a Giovanni Falcone. C'è una lettera del Presidente della Repubblica, c'è la data e quindi le parti hanno facoltà di esaminarlo e quindi per puntualizzare il periodo di tempo preciso. Prego il Pubblico Ministero di proseguire nel controesame. Allora ci possiamo arrivare forse in questa maniera. Abbiamo una lettera... La può esibire, la fa vedere la difesa. Sì, Presidente, io la ringrazio, sono felicissimo di questo che lei mi sta offrendo. È nella linea che più volte, devo dire le parti, perché credo che pure la difesa sia stata su questa linea, hanno proposto di una accezione lata del termine documento. È documento tutto ciò che
rappresenta un fatto storico in quanto accaduto, indipendentemente dal fatto che contenga una certa cosa o ne contenga un'altra. In questo caso, ad esempio, lo possiamo datare, ancorché non sia un documento autografo, perché possiamo chiedere al Presidente Cossiga se riconosce come proprio il contenuto ideologico di questa lettera, che è in un... La data è interessante. Sì, datata Roma 24 settembre 90. Gliela faccio vedere così. Assolutamente sì. Dica. Assolutamente sì. Questa è la data e la lettera con cui ha convocato questa conferenza. Sì. Quindi il 24 settembre del 90 convoca questa conferenza che si conclude con queste parole. È indirizzata all'allora vicepresidente del CSM, professor Galloni. Pertanto propongo che il Governo della Repubblica e specificatamente il Ministro della Giustizia e rappresentanti dell'organo o degli organi parlamentari competenti ed il CSM, d'intesa tra di loro, convochino al più presto conferenze estese ai capi e rappresentanti dei magistrati delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle preture, così come ai rappresentanti del PM in Calabria, in Campania ed in Sicilia. In dette conferenze, cui a mio avviso oltre i capi ed i rappresentanti delle corti giudicanti e degli uffici del PM dovrebbero partecipare i rappresentanti del governo, rappresentanti dell'organo o degli organi parlamentari competenti ed il vicepresidente ed una delegazione del CSM, si dovrebbe procedere ad un esame della situazione acquisendo ogni utile elemento di conoscenza e giudizio da parte della magistratura, analizzare o formulare proposte di misure e provvedimenti ed esaminare eventuali progetti del governo. Era questo sostanzialmente quello che lei ha definito sinteticamente conferenza nazionale sulla giustizia. Quindi Vabbè, lo faccio vedere pure alla difesa. sì. Ecco Presidente perché c'erano i presidenti dei tribunali e perché io le avevo posto la domanda. E allora proseguiamo. Sì, un'ultima domanda su questo punto. Stamani Presidente, ella nel parlare dei suoi rapporti con Giovanni Falcone ha detto di avergli proposto ad un certo momento di presentare la propria candidatura quale procuratore della Repubblica di Palermo, Sì. dopo che c'era stata la sua bocciatura come capo dell'ufficio istruzione. Molto dopo. Sì. Parecchio Ecco. dopo. Lei ricorda le due date? No. Ecco. Ho la sensazione parecchio dopo. Una è del gennaio dell'88 e questa è di un anno e qualche cosa dopo, quindi non moltissimo dopo, Sì, proprio no, l'anno dopo. non Sì. era... E ha detto che quella è stata la prima volta nella quale lei ha sentito fare il nome del dottor Giammanco. Sì. Successivamente il dottor Falcone, prima che lei prendesse quell'iniziativa di cui alle lettere autografe prodotte stamattina e comunque fino, diciamo, alla data della sua uccisione, ha mai avuto modo di parlare con il dottor Falcone del procuratore Giammanco? No. In nessuna occasione, quindi No. di problemi, contrasti, dissapori, frizioni, nessuna cosa. Io ricordo benissimo la sua frase che lui si trovava a disagio, che lui ormai si trovava a disagio a Palermo e nell'ambiente giudiziario di Palermo. Quindi questa fu l'unica cosa che le disse
quindi senza riferimenti soggettivi. Assolutamente. Una situazione di disagio oggettivo o comunque da lui percepito, ma senza riferimento a nessuna Situazione persona. di disagio ovviamente nell'esercizio delle sue funzioni, non di amicizia personale. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente.